Simone Pieranni, grazie. Siamo riusciti Grazie. a recuperarlo giusto, grazie anche all'orario abbastanza puntuale, questa volta una volta ogni tanto, cioè voglio dire, riusciamo ad avere anche questa fortuna con i treni. Allora, questa sera, lo sapete già, presentiamo 2100. 2100 a me è un titolo iconico perché a me è venuto in mente, penso, non so se è a caso, 1984, perché anche quello era un libro che prevedeva il futuro, anche questo lo è, ecco. Solo che per fortuna nel libro ci ha dato un piccolo indizio, come sarà l'Asia, come saremo noi, perché il 2100 altrimenti avremmo avuto qualche difficoltà a intuire cosa ci aspettava nel 2100. Penso che un po' tutti qui presenti abbiano una curiosità su quello che potrà essere il nostro futuro. L'autore però dice che se vogliamo provare a immaginarlo è fondamentale capire cosa sta succedendo nell'altra parte del mondo, in questa Asia. Asia, una parola fantastica, uno pensa, secondo i nostri concetti occidentali, Cina, India, e invece in questo libro, questa secondo me è una delle grandi, anche dei grandi pregi, questo libro tratta di tantissimi paesi, tanti, variegati da un punto di vista linguistico, culturale, politico, economico, e quindi è estremamente interessante capire cosa sta avvenendo in questa parte del mondo. Più che un trattato di geopolitica, ma poi lo diranno loro, è un libro che ci aiuta a capire cosa sta avvenendo soprattutto nella società civile. Perché la società civile, ci dice l'autore, è molto più ricca di quelli che sono gli apparati governativi e ci conviene conoscere bene quello che sta avvenendo nella popolazione perché ci aiuterà a capire probabilmente meglio i cambiamenti che potranno avvenire. Quindi grazie a quelli, al nostro autore che dialogherà con Marco Scorzato, ormai è diventato il nostro esperto in questioni geopolitiche nei libri, almeno abbiamo visto anche l'altra volta qui presente. E presento velocemente Simone, che è un giornalista vissuto per quasi 10 anni in Cina, dove ha fondato China Files, che è un'agenzia editoriale che collabora con diversi media italiani, poi dal 2014 al 2022 è stato anche responsabile della redazione esteri per il Manifesto, oggi lavora a Cora Media, se avete occasione andate a vedere, c'è una ricchezza di podcast interessantissimi, autore di un fortunato libro come Red Mirror, poi Il nostro futuro scrive in Cina, La Cina nuova, Tecnocina, quindi personaggio che sicuramente è strainformato e potrà darci degli ottimi suggerimenti. E Marco Scorzato già lo conoscete da un pezzo, ma ripetiamo, un valido, uno dei più validi secondo me, adesso faccio un po' il lecchino, giornalista del Giornale di Vicenza, ma lo riconosciamo tutti, è una persona che quando affronta le tematiche le affronta sempre in maniera molto preciso, si informa, studia ed è il lavoro che dovrebbe fare ciascun giornalista. Bene, noi ringraziamo intanto l'amministrazione comunale per la disponibilità di questa sala, poi ci sarà un saluto del sindaco. Presentiamo queste iniziative con il simbolo del Guangxi, ecco, l'autore dovrebbe esserci grato perché noi già ancora molti anni fa, anche noi abbiamo fatto una previsione, pensando che poi avremmo presentato il suo libro, abbiamo deciso di creare una rete, Guangxinet, e contemporaneamente il nostro sponsor è Martini Net, non so se notate, Net sono tutte reti, che è all'interno di una serie di altri
reti, la rete delle reti, quindi abbiamo ben 3 reti. Ecco, io non so se come metafora potremmo dire che anche il mondo asiatico in questa fase lo potremmo vedere nel futuro come un insieme di reti. E alla fine chi volesse può acquistare anche il libro dell'autore messo a disposizione della libreria Ponti dei Nori. Adesso mi tireranno le orecchie perché credo, se non sbaglio, libreria Soldati, ecco, scusate, ma piccolo vuoto in memoria. E chi non l'avesse già fatto, fosse interessato, avesse informato delle nostre iniziative che intendiamo fare nei prossime settimane, può anche lasciare la mail, poi noi li informiamo. Grazie della pazienza che avete avuto finora, e il Sindaco, se vuole darci un saluto, e buona serata a tutti. Buonasera a tutti e a tutte. Da parte dell'amministrazione comunale porto un grazie in particolare all'ospite Simone Pieranni per portare qui a Valdagno una prospettiva lunga. A volte si dice nel lungo termine saremo tutti, però insomma, vuol dire pensare a quelli che vengono dopo magari, e diversa da quella squisitamente occidentale. Ringrazio il Guancinet per aver coltivato in tempi non sospetti la prospettiva dell'Asia con l'attività di divulgazione, in particolare sulla Cina, a cui ho avuto la possibilità di partecipare anch'io ormai 20 anni fa, e credo che sia stato allora che è nato poi il termine Guancinet come sinonimo di relazioni. Dal 2006 al 2008 sono stato per lavoro alcune volte in Cina, per un paio d'anni abbiamo avuto a Shanghai anche un ufficio di rappresentanza, e oltre ad aver toccato con mano alcuni dei pregiudizi che circolavano sulla Cina, ho avuto anche la possibilità di fare la comparazione tra i punti di forza e di debolezza tra i nostri sistemi, da cui abbiamo poi ricavato anche la strategia degli anni successivi. In particolare mi è stato impresso l'approccio collettivo e di lungo termine di quelle società rispetto al nostro più individuale e di breve termine. Anche il Giappone qualche settimana fa ha avuto la conferma di questo approccio. In comune abbiamo invece l'inverno demografico. A conferma che il breve termine da qui da noi impera, devo spostarmi nel palazzo di fronte per una riunione di lavoro, e lascio quindi la parola al conduttore Marco Scorzato. Grazie alla tecnologia mi guarderò in streaming questa serata nei prossimi giorni. Buona serata. Buonasera. Allora, abbiamo evocato il concetto di geopolitica, ma stasera non parleremo tanto di geopolitica. Simone non ha la geopolitica nelle corde, ma... No, sono proprio contrario. Sei contrario, sì. Infatti. Ma, si intuiva, ma se lo confermi, allora vuol dire che ho un intuito abbastanza valido. Parliamo di quello che hai visto, quello che hai vissuto, sperimentato, toccato con mano in molti anni in Asia. Parliamo della società civile, questo termine che vuol dire delle persone come noi che vivono in un continente che è fatto di tante realtà diverse. Quindi scendiamo dai massimi sistemi e andiamo veramente per le vie di Singapore, per le vie di Pechino. Cerchiamo un po' di farci accompagnare da Simone in un viaggio fatto di aneddoti e di dettagli tutt'altro che trascurabili. E lui all'inizio del libro mette subito le carte sul tavolo e dice qual è lo scopo del libro. E quindi non è un giallo questo, quindi lo possiamo svelare fin dall'inizio. Lo scopo del libro è farci riflettere sul fatto che, pur essendo così lontana e raccontata come qualcosa di ancora più lontano di quanto non sia nella realtà, l'Asia o tutti i pezzi che formano l'Asia hanno tanto in comune con noi, hanno molto di più in comune con noi di quello che avevano questi paesi 10 anni fa, 50 anni fa, 100 anni fa, anche se 100 anni fa c'eravamo là noi come colonizzatori, noi occidentali. Ecco, cerca anche un po' di smontare quel concetto di noi e loro, noi contro loro, no? Quello che poi è passato
diciamo, è stato riassunto nel termine orientalismo da Edward Said, che ha definito questo atteggiamento che ci vede come occidentali in qualche maniera, chissà per quale motivo, superiori alle civiltà asiatiche. Ed è questo un atteggiamento che si è portato avanti negli anni e che ha fatto dire poi a qualcuno che potrebbe essere causa di uno scontro di civiltà. No, le prossime guerre non saranno più combattute per ragioni economiche o ideologiche intese alla maniera novecentesca, questo lo dice Samuel Huntington nel libro appunto Scontro di civiltà, ma per ragioni legate alla civiltà, cioè alla storia, alla cultura e alle tradizioni dei popoli. Allora Simone ci racconta uno scenario che è meno tragico di quello che potrebbe trasparire da questa piccola sintesi che ho appena fatto, e non vuole fare previsioni, non è un profeta, l'ha detto, e però ci dà tante piccole pillole che messe in fila ci fanno un racconto di questa molteplicità che è l'Asia. E allora appunto vorrei dargli la parola proprio su questo. Noi siamo abbastanza simili, noi occidentali, agli asiatici, e quali sono oggi, se dovessi fare una prima carrellata, le cose che ci avvicinano più di tutte? Buonasera a tutti intanto, grazie di essere qui, grazie a Guansinet per l'invito, grazie a Marco. Sì, allora il libro ovviamente non sono profezie, io faccio un giornalista, quindi come te racconto le cose dopo che sono successe, abbiamo questa fortuna di non dover prevederle, e in realtà parlo di tendenze, no? Cose che si osservano all'interno delle società asiatiche. Ovviamente cerco anche di dare un contesto dei paesi di cui parlo, che sono parecchi. Ho cercato di mettere solo i paesi nei quali sono stato, in cui ho potuto in qualche modo anche avere delle fonti, trovare delle persone e dei gruppi di persone su cui basare anche i miei racconti. E il presupposto di questo libro nasce proprio dalla constatazione che la zona di mondo di cui parlo, che chiamiamo Asia, che pure ha una genesi particolare, non è considerabile alla stregua di come noi ci consideriamo europei, no? Ogni paese asiatico in realtà ha la sua storia, la sua peculiarità, ha le sue contraddizioni, ha il suo pluralismo etnico, religioso, linguistico, e in realtà in qualche modo le popolazioni che abitano quella parte del mondo si sono cominciate a conoscere proprio durante la colonizzazione. È un posto quello dove 100 anni fa, 120 anni fa non era assolutamente come è oggi. C'era il Raj britannico, cioè l'India era una colonia inglese, la Cina era nelle mani dell'ultima dinastia imperiale, la dinastia Qing, ma aveva già delle occupazioni occidentali a seguito delle guerre dell'oppio, dei trattati ineguali. Comincia proprio a metà degli anni dell'Ottocento, nel 1850, quello che i cinesi chiamano il secolo dell'umiliazione, che ha termine solo poi nel 1949 con la nascita della Repubblica Popolare. C'era l'Indocina francese, c'erano le colonie olandesi, che sono quella che è oggi l'Indonesia, e in quel momento lì si ritirano fuori da parte dell'Occidente le categorie di Occidente e Oriente, che sono due categorie piuttosto artificiali in realtà, ma definendo le popolazioni asiatiche come arretrate, come tendenzialmente tiranniche, come incapaci al progresso, l'Occidente, attraverso soprattutto i suoi rappresentanti coloniali, tu hai citato Edward Said, che cito anch'io, che è un intellettuale palestinese che scrive proprio questo libro Orientalismo, dove prende tutti i rapporti, tutte le cose che venivano scritte dai rappresentanti coloniali, a testimoniare come nella stigmatizzazione di tutta una serie di comportamenti nei quali si venivano a racchiudere le popolazioni asiatiche, si intendeva classificare un loro per dare risalto alla superiorità di noi, no? Quindi si descrivevano queste popolazioni come selvagge, come poco avvezze alla democrazia, allo sviluppo scientifico, per dire quanto noi eravamo civilizzati, quanto fosse quindi giusto, legittima la nostra superiorità e quindi la colonizzazione. In questo momento, a fine Ottocento e inizio Novecento, in realtà
da tante di queste zone cominciano a scappare moltissime persone che sono rivoluzionari, anarchici, intellettuali, che si ritrovano in alcune città santuario tipo Shanghai, Calcutta e tante altre, e cominciano praticamente a conoscersi un po' tra di loro. I filosofi vietnamiti scoprono quelli giapponesi, i cinesi scoprono quelli indonesiani, e sono accomunati, dicono loro, dalla stessa malattia, che è appunto la colonizzazione, no? E cominciano a immaginare un'Asia, addirittura la chiamano Aslia a un certo punto come nome comune, immaginando un luogo nel quale proprio tutta questa pluralità dovesse diventare un valore, no? E non immaginavano in realtà un'Asia fatta di stati-nazione, com'è poi quella che nasce dopo i movimenti anticoloniali o dopo l'arretramento di molte potenze. Tutto questo è solo, stiamo parlando solo di un centinaio d'anni fa alla fine, quindi tutti questi paesi in realtà ce l'hanno molto ben presente che cosa è stato dal loro punto di vista la colonizzazione e l'Occidente, e tra l'altro è ancora visibile oggi con alcuni confini che sono stati stilati e definiti in maniera artificiosa o completamente senza tener presente poi delle persone che vivevano in certe zone. Avrete sentito parlare sicuramente della linea Durand che separa il Pakistan dall'Afghanistan, che ha creato migliaia di morti in realtà per questa divisione. Poi a un certo punto nasce il Pakistan orientale e il Pakistan occidentale, dopo la partizione, dopo l'indipendenza dell'India, e anche tra il Pakistan orientale e il Pakistan occidentale passano 2000 chilometri e l'India è mezzo. E il Pakistan occidentale il Pakistan orientale è quello che noi oggi chiamiamo Bangladesh, no? Oppure la separazione al 38° parallelo tra le due Coree. Quindi, come dire, segni visibili di una presenza occidentale che oggi non si può ignorare. Nonostante questo, è un territorio che oggi è spinto incredibilmente verso il futuro, perché nel corso degli ultimi soprattutto 24 anni, cioè gli anni del 2000, ha vissuto una vita completamente differente dalla nostra, no? Noi nel 2001 ci siamo trovati catapultati nella War on Terror dopo l'attacco alle Torri Gemelle, e nel 2007-2008 abbiamo vissuto la crisi finanziaria letale di cui ancora oggi sentiamo e viviamo le conseguenze, mentre in Asia hanno vissuto un'epoca completamente pacifica, prosperosa, di grande crescita. Se oggi voi andate a vedere anche proprio semplicemente il livello di prodotto interno lordo e di demografia delle nazioni che compongono ad esempio i BRICS Plus, come vengono chiamati, che tra l'altro c'è stato l'incontro proprio la scorsa settimana, entreranno anche alcuni paesi di cui parleremo stasera, Malaysia, l'Indonesia, la Thailandia, il Myanmar anche ha fatto ingresso, e ormai possiamo dire che, come dire, l'Asia, se ci mettiamo anche Cina, Corea del Sud, Giappone, India, che diventerà la terza economia del mondo a breve, parliamo di un continente che ormai è una potenza economica, demografica, perché la maggior parte della popolazione mondiale risiede lì, e anche militare, che è una cosa da non prendere naturalmente con sufficienza considerando il mondo in cui viviamo. In più c'è un'altra caratteristica che portava alla stigmatizzazione di quella zona del mondo come una zona in qualche modo pericolosa, selvaggia. Cioè il 70% dei musulmani al mondo vivono in Asia. Noi abbiamo l'idea che il mondo arabo sia quello del Medio Oriente, dove in realtà c'è l'Iran, c'è Israele, c'è la Turchia, e invece la maggior parte, il 70% dei musulmani, sono in Asia. E questo era un altro stigma che veniva attribuito, no, all'Asia, tant'è che Said ricorda come Dante aveva messo Maometto proprio accanto a Satana, per dire, cioè giusto, quelli sono sanguinari, non so come dire. E questa è una cosa che ancora oggi in realtà si riverbera, ad esempio, a livello geopolitico. Adesso faccio una mini parentesi su perché io prima ho detto che odio, cioè non mi piace la geopolitica, non mi piace il modo con il quale oggi viene utilizzata questa disciplina, che poi è una disciplina che contiene molte discipline, che è la geopolitica, perché si tende a identificare i paesi con i governi attraverso l'analisi geopolitica, e si ritiene che i paesi, a causa della loro posizione geografica, in alcuni casi addirittura per la loro composizione etnica, siano destinati sempre ad avere la stessa storia, sempre a doversi difendere in un certo modo. È stato detto che, dato che la Russia è piatta, deve cercare comunque in qualche modo delle montagne, quindi ha questa ovvia necessità di spazio vitale, che è un termine che veniva utilizzato da Hitler, non da nessun altro. E mentre invece
quando noi parliamo di Cina e India alludiamo sempre a Xi Jinping, a Modi, parliamo dei governi tendenzialmente, invece dietro, dentro, all'interno dei paesi succedono un sacco di cose che basta un attimo spostare l'attenzione e abbiamo la possibilità di fare quello che è la cosa probabilmente più importante, cioè di metterci in ascolto, di capire che cosa ci stanno raccontando, di capire anche che futuro stanno disegnando, perché altrimenti rimaniamo sempre con la nostra impostazione, posto che io dico che c'è sempre un orientalista in ognuno di noi, non è che io mi ritengo fuori, diciamo, perché noi siamo cresciuti, studiamo in modo eurocentrico, c'è poco da fare, bisogna un po' spogliarsi via via di tutta una serie di orpelli che abbiamo, ma il rischio è quello di non solo giudicare, come dire, quello che accade lì secondo i nostri canoni, ma anche addirittura di, come dire, appoggiare su quella parte del mondo dei destini, un futuro che abbiamo in mente noi, ma che non è detto che sia quello che hanno in mente loro. E quindi alla fine io nel libro mi sono posto prima di tutto in ascolto e partendo dal presupposto di cui parlavamo all'inizio, cioè se noi andiamo a vedere cosa sta succedendo all'interno di tanti di questi paesi, non solo quelli più importanti, perché noi quando parliamo di Asia tendenzialmente parliamo di Cina, perché ha una rilevanza globale fondamentale ormai nel nostro mondo. Parliamo magari di Giappone e di Corea del Sud perché ci sembrano in qualche modo più vicini a noi. Ogni tanto, a seconda del racconto anche giornalistico, dell'India, che passa per un grande paese democratico, quando insomma si potrebbe mettere in dubbio questa affermazione, e non parliamo di tutta una serie di paesi che sono in realtà delle potenze regionali, paesi che crescono all'8%, che stanno diventando centrali in tutte le traiettorie sostanzialmente della digitalizzazione del mondo e che avranno sempre più rilevanza perché ormai la ricchezza è lì ed è lì la zona che ne creerà di più anche in un prossimo futuro e che quindi conterà di più. E quindi anche se non ci interessa in qualche modo ci riguarderà. E allora osservando quello di cui discutono le popolazioni che abitano questi paesi, alla fine discutono delle stesse cose di cui discutiamo noi. Cioè il riscaldamento globale, in che città vivremo, che cibo mangeremo, come gestire l'informazione oggi con tutto quello che significa social, reti, a proposito, come ci approcciamo al lavoro, cosa significa gestire un fenomeno come quello dell'intelligenza artificiale, sia nell'ambito della governance, come viene detto, sia nell'ambito militare, del controllo sociale, dei processi elettorali. Stanno fondamentalmente affrontando gli stessi temi di cui discutiamo noi perché siamo all'interno di un mondo globale, come direbbero i cinesi. Oggi qui abbiamo Guanxi, ma un altro termine fondamentale non è la filosofia cinese, è quello del Tianxia, cioè di tutto quanto sta sotto il cielo. Oggi siamo, come direbbero i cinesi, tutti sotto lo stesso cielo, siamo in un mondo globale, viviamo le stesse crisi, le stesse trasformazioni. E se andiamo a vedere in che modo affrontano questi temi, vedremo che abbiamo molte più cose simili che non in realtà cose su cui basare degli scontri. Gli scontri sono evidentemente un artificio retorico che viene utilizzato soprattutto dai governi, ma se noi potessimo parlare direttamente con la società civile, con le persone come noi, io racconto storie per lo più di persone, do un contesto politico, anche perché in molti casi la politica muta a seconda di come muta la società. Ci sono dei paesi che hanno l'età media di 20 anni praticamente in Asia, soprattutto nel sud-est asiatico, età media di 25 anni. Magari in una tornata elettorale vanno a votare giovanissimi che non conoscono neanche il passato di chi si presenta, che si ripulisce totalmente dal suo passato familiare attraverso i social network. Ci sono paesi che invece vivono esattamente la stessa crisi demografica come noi, come Cina, Corea del Sud, Giappone, quindi andare a vedere come provano a risolvere il problema loro può essere interessante anche per noi e scopriamo di avere un sacco di punti in comune. Penso che, chiudo, soprattutto i più giovani, quella che viene chiamata la generazione Z, la Gen Z, cioè i più giovani di tutti, abbiano molte più cose in comune con i giovani asiatici, i nostri giovani, di quanto ne abbia avute io quando sono andato in Cina o di quanto ne avessero avute i miei genitori e i miei nonni. Ecco. Certo. Il tuo libro comincia col cibo, parlando di cibo. Perché hai fatto questa scelta? Forse l'hai evocata prima, ma ti lascio raccontare. Si parla di cibi strani, ecco. Sì. Ho cominciato con Singapore
per un fatto molto semplice. Singapore e Malaysia sono gli ultimi posti. Singapore c'ero già stato parecchie volte, anche per vedere. Ero andato anche quando c'è stato l'incontro tra Trump e Kim Jong-un, non so se vi ricordate. Abbiamo vissuto pure questo. Sembra passati 7 secoli fa, però chissà, magari lo rivedremo. Insomma, non so se speriamo di no per l'umanità, però chissà. E è l'ultimo viaggio che ho fatto l'anno scorso, sono andato lì e rispetto agli altri libri che ho scritto, questo volevo che fosse un viaggio un po' più immersivo, cioè volevo che fosse un libro un po' più immersivo, anche un po' di racconto proprio, e quindi ho iniziato con gli ultimi posti nei quali avevo anche più freschezza, diciamo, di ricordo, e poi perché sono stato un po' a Singapore e poi sono andato in Malaysia in autobus, in pullman, e ho fatto questo percorso nella giungla praticamente, che mi ha fatto uscire di testa, mi sono completamente innamorato e quindi avevo proprio un ricordo molto caldo di quest'ultimo viaggio, molto più della Malaysia, che è diventata ovviamente la mia fissazione, perché noi magari se dico Malesia uno dice Sandokan, ecco, questi sono un po' poi gli stereotipi, no? No, a proposito di stereotipi, scusate, ma qualcuno avrà presente Fantozzi, ad esempio, no? Quando vanno al ristorante giapponese che gli danno da mangiare il cane della signorina Silvani, che è un pechinese, ovviamente. Questi, voi ridete, però questo è, come dire, un imprinting che non è da poco. Cioè noi abbiamo vissuto, ad esempio, Hollywood ha sempre visto, soprattutto a parte durante la seconda guerra mondiale, che sono stati internati centinaia di migliaia di asiatici dopo l'attacco a Pearl Harbor, ma poi a Hollywood c'è stata una stereotipizzazione praticamente degli asiatici, no? Che erano sempre quelli un po' infidi, quelli un po' criminali, e poi sono diventati tutti arti marziali, no? Quando è arrivato il fenomeno che ben conosciamo, no? Del Kung Fu, di Bruce Lee, sono diventati tutti, e infatti anche nel film di Fantozzi il cameriere, me lo sono andato a rivedere proprio, il cameriere arriva facendo wata wata così a caso, no? Però ecco, quell'immagine lì è un'immagine che uno ci ride, perché oggi ci riteniamo per fortuna più evoluti, però ha dato per un po' il segno di che cosa fosse. No, tra l'altro giapponesi, cinesi tutti uguali, chi se ne frega, no? Non c'è nessuna differenza. Ecco, vabbè, chiuso questo, però dato che parlavamo di cibo, adesso mi posso un po' alla Lollobrigida, ho fatto sta cosa. Vabbè. Raccontaci un po' che cibi hai incontrato. Sì, allora, Singapore, io sono andato prima di tutto a Singapore perché Singapore è l'unico posto al mondo dove vendono la carne coltivata. E allora, che spieghiamo cos'è. Sì, allora, io intanto mangio di tutto, sono un carnivoro, quindi non ho particolari problemi di natura etica, diciamo, a mangiare qualsiasi cosa. E allora la carne coltivata in realtà è carne come quella normale, semplicemente vengono prelevate alcune cellule attraverso una biopsia, poi attraverso un processo tecnologicamente piuttosto avanzato e anche quindi costoso. Con l'animale vivo? Con l'animale in vita, quindi si fa una biopsia e poi queste cellule diventano una bistecca praticamente. E quindi Singapore, perché è l'unico paese al mondo dove si vende, dove si può mangiare questa carne, tra l'altro la si può mangiare in un posto che si chiama Hatcher's Butcher, che tenete presente è una macelleria gigante, immensa, di carne normale, perfino in bagno, cioè di fronte agli orinatoi e ai lavandini ci sono foto di pezzi di carne ovunque, e lì è l'unico posto dove vendono anche quest'altro tipo di carne. Ovviamente intanto ci sono molti meno problemi legati a, diciamo, di natura ideologica, no? Non c'è nessuno che dice però il salame, il maialino, no? Lì non si fanno problemi perché intanto il 98% del cibo di Singapore è importato e quindi loro comunque hanno la necessità in qualche modo di trovare nuove forme proteiche. Poi la motivazione principale è basata sulla questione del riscaldamento comunque globale, perché gli allevamenti intensivi provocano emissioni e sono considerate uno, diciamo, degli aspetti che comporta il peggioramento del riscaldamento climatico. E il tema del cambiamento climatico è un tema proprio la priorità in Asia per tutti, sia governi sia popolazione civile, perché lì la vedono proprio tutti i giorni che cosa significa eventi estremi, eventi meteorologici estremi. Pensate che in Indonesia hanno costruito una nuova capitale che si chiama Nusantara perché Giacarta sta sprofondando proprio e sprofonderà sempre di più. Questo è un altro, diciamo aspetto. Che queste sfide, intanto appunto lì c'è già c'è un presente che per noi pare futuro, ma è presente appunto per loro. E queste sfide mettono in gioco
stimolano la creatività, no? E quindi anche questa cosa a cui ha fatto accenno rispetto alla nuova capitale che vogliono creare in Indonesia per sostituire almeno in parte quella capitale che sta perdendo pezzi di se stessa, di terra, perché è invasa dalle acque. Quindi voglio dire, le sfide della contemporaneità determinano scelte anche radicali, però anche appunto innovative. Questa capitale nuova, la città dei 15 minuti, se non sbaglio. Sì, loro dicono addirittura di 10. Vorrebbe costruire la città dei 15 minuti, in cui in 15 minuti riesce a fare che cosa? Allora, finisco la parte della carne, perché poi Singapore è anche un hub finanziario fondamentale in Asia, cioè girano un sacco di soldi, ha 5 milioni di abitanti. È una città che si è inventata il suo fondatore Lee Kuan Yew quando praticamente ha ottenuto, diciamo, l'indipendenza dai britannici. In realtà lui collaborava e riesce ad ottenere attraverso tutta una serie di manovre anche politiche un'indipendenza, ed è un posto particolare quello che William Gibson, che è uno scrittore di fantascienza, viene mandato da una rivista che si chiama Wired, che è una rivista high tech, diciamo, a Singapore, e lui scrive un articolo e lo intitola "Una Disney World con la pena di morte", perché sembra effettivamente una Svizzera, come noi siamo abituati a pensare alla Svizzera, è tutto pulito, ma pulito a dei livelli veramente impressionanti. E poi ci sono però dei quartieri come Little India e Chinatown, dove io comunque quando vado a Singapore sto sempre lì perché costa tutto meno, perché comunque sono delle fucilate i prezzi di Singapore, la City proprio, e soprattutto però c'è una violenza molto nascosta, c'è la pena di morte, ma si commettono moltissimi omicidi tra le mura domestiche, ad esempio delle maid, che sono le cameriere, le governanti, che vivono tutto il giorno e hanno una stanzetta negli appartamenti, e ci sono moltissimi casi di queste persone che vengono picchiate, violentate, in alcuni casi anche vengono uccise dai loro padroni. Quindi è una città in bianco e nero che va un po' presa trasversalmente, ed è comunque un luogo dove passa tutta fondamentalmente la finanza asiatica, e non solo quella, anche quella occidentale, che poi si irradia, diciamo, sul territorio asiatico. E quindi ho incontrato moltissimi investitori, cioè sono aziende che fanno ricerca sulle questioni proteiche e le finanziano, perché ritengono che fra 10 anni noi questa carne qua, almeno lì, se la ritroveranno nei supermercati. E perché loro pensano questo? Perché hanno vicino paesi demograficamente in grado di garantire delle economie di scala. Cioè, se domani la classe media cinese, che è valutata nell'arco di 300-400 milioni di persone, cioè parliamo di 5-6 Italie, ecco, se questi cinesi della classe media decidono che in effetti mangiarsi la carne coltivata è uguale a mangiarsi la carne normale, ecco che allora diventa un fenomeno di massa. Fino a che non è un fenomeno di massa, fa parte di una delle tante contraddizioni che comunque ci sono in Asia. Io non è che dico che è tutto bellissimo quello che succede in Asia. Ad esempio, la carne coltivata costa adesso 10 volte più di quello che costa la carne normale. Quindi cosa rischia di essere? Rischia di essere un qualcosa di elitario, che solo chi ha i soldi può permetterselo. Chi non ha i soldi si mangia la carne normale col fardello di ammazzare gli animali, di aumentare l'inquinamento e il riscaldamento climatico. Ma non solo, perché sono stato anche in quello che viene definito un gastrobar, no? Dove ad esempio servono invece cocktail con meduse e tutta una serie di specie che sono aumentate a causa del riscaldamento climatico, no? E quindi la teoria di queste due ragazze che gestiscono questo posto, che si chiama Fura, che in svedese vuol dire pino, è quello che, cioè, dato che il riscaldamento climatico crea nuove specie, torniamo a essere, diciamo, noi umani torniamo a riequilibrare la natura, quindi mangiamocele, no? Un po' come il granchio blu, se vogliamo, avete presente? Quindi, però anche lì sono cocktail che costano parecchi soldi, non sono assolutamente un fenomeno di massa, e quindi il punto qual è? Quello che rischiano di essere, come dire, per ora delle scommesse a disposizione solo di un'elite. La stessa Nusantara, che è la nuova capitale indonesiana, che probabilmente per la quale è stato speso un budget mostruoso, parliamo di 30-40 miliardi solo per la prima fase. Costruita da zero nel Borneo, che ha significato comunque intanto espellere parte della popolazione, come dire, buttare giù parte della foresta e della flora, diciamo, di quella zona.
e anche lì sarà una città ultra sostenibile, una super smart cities, addirittura da noi si parla di città in 15 minuti, no? Cioè una persona, cioè si prefigurano delle città che ci permetteranno in 15 minuti di raggiungere i punti nevralgici della nostra vita lavorativa e sociale, no? Quindi il posto di lavoro, la scuola, il posto dove andare a mangiare, eccetera. Lì parlano di città in 10 minuti perché sono ancora più veloci in certi processi. Il punto qual è? Chi ci potrà vivere lì? E torniamo al discorso della carne, cioè potrà viverci evidentemente chi si potrà permettere di stare in un posto senza neanche un grammo di carbone, dove sarà tutto elettrico, dove sarà tutto digitalizzato, quindi anche sottoponendosi in qualche modo a un controllo 24 ore su 24, perché poi la digitalizzazione significa anche questa parte che in Asia poi è molto sviluppata, perché la premessa è che parliamo di paesi pochi dei quali assomigliano a quella che è la nostra idea di democrazia, anche se si parla anche da noi di democrazie liberali. Lì ci sono proprio dei paesi che sono sistemi autoritari, alcune democrazie imperfette, possiamo definirle, altre che sarebbe più giusto definire autocrazie elettorali, come ad esempio l'India, e poi ci sono i paesi come il Giappone e la Corea del Sud, che sono le democrazie che funzionano un po' più come noi, dove però c'è un fortissimo nepotismo. Ad esempio in Giappone sono tutti figli di, magari poi ci torniamo, o la Corea del Sud, che però è uno dei paesi più violenti a livello di disparità di genere sui posti di lavoro e in generale nella società. E quindi il rischio è che tutta una serie di soluzioni possano diventare, diciamo, dei dispositivi di diseguaglianza, e quindi è per questo che è interessante guardare queste tendenze, perché saranno quelle che poi finiranno per influenzare bene o male il resto del mondo a causa del peso proprio che ha quella parte del mondo, e quindi stare in allerta anche su alcuni temi. Ecco, non è tutto proprio perfetto, e io parlo anche di errori che possiamo evitare di commettere nel momento in cui alcune soluzioni che non sembrano essere ideali per quelle che sono le nostre società vengono invece realizzate lì. Certo, quindi ne passeremo un po' in rassegna questi vari argomenti, vari temi. Partirei da quelli più, diciamo, sociali. Il lavoro. Tu dedichi almeno un capitolo, ma poi anche trasversalmente ad altri, il tema del lavoro. Noi pensiamo agli asiatici come, sempre con il nostro pregiudizio che tende a omologare cose e omogeneizzare cose diverse, pensiamo agli asiatici come gente che lavora tanto, tante ore, in maniera appunto anche devota all'azienda. Le cose stanno così, stavano così, come stanno cambiando, se stanno cambiando. E appunto tu porti l'esempio Cina, mi pare Cina, Giappone, Corea, quantomeno, se vuoi un po' fare una carrellata di quello che sta succedendo. Beh, anche Singapore, se vogliamo, dove il governo ha chiesto alle aziende di applicare la settimana di 4 giorni lavorativi, ad esempio. Non è che Singapore è gestito da pericolosi comunisti, diciamo, è semplicemente che, come dire, hanno capito che le giovani generazioni, soprattutto in un posto come Singapore, dove comunque il lavoro lo puoi scegliere, perché ce n'è, privilegiano ormai smart working e settimana corta. Se tu vuoi tenere le persone più brave nel settore di cui ti occupi, devi offrire questo, perché altrimenti questi ragazzi e ragazze vanno da un'altra parte dove gli viene offerto questa possibilità. Il Covid in questo caso ha cambiato tutto un po' ovunque, non è che ce l'hanno avuta anche lì, anzi è cominciato praticamente in Cina, e ha cambiato molto l'approccio dei giovani al lavoro, proprio esattamente come è successo da noi. Io ho lavorato tanto tempo al Manifesto ed ero uno dei più giovani al giornale, adesso lavoro a Cora e sono praticamente, io e Mario Calabresi siamo i più anziani, e a me è capitato le prime volte di essere abituato al giornale dove praticamente lavori sempre, poi testimoniare non esiste domenica, sabato, succede una cosa ti mandi subito il messaggio, cominci a ragionare. E io ho mandato una volta un messaggio a una ragazza che lavora con me, che ha meno di 25 anni, e lei mi ha detto: questo è il tempo della mia vita privata, come dire, non rompermi le palle, cioè, ok. E io ho detto va bene, lì per lì ho pensato, cioè i più coglioni di tutti sono quelli della mia generazione, che abbiamo lavorato gratis, che io quando ho iniziato a scrivere mi dicevano, quando chiedevo sì ma quanto mi paghi l'articolo, mi dicevi vabbè, è visibilità.
E io dicevo sì, poi quando vado a pagare le bollette gli dico guarda, c'è il mio nome sul giornale, cioè me lo paga per osmosi in qualche modo, no? E comunque eravamo abituati a lavorare a qualsiasi ora del giorno e della notte, cioè se ci chiamavano la domenica anzi un po' quasi godevo, no? Quando mi chiamavano a lavorare tanto e in situazioni assurde. Oggi, i giovani di oggi la vedono completamente in un altro modo, cioè c'è una difesa molto forte, molto rigida della propria vita privata e della concezione del lavoro come un momento della propria vita, ma non come la propria vita. E questo sta succedendo anche, sta succedendo anche in Asia, dove è vero che c'è sempre stata una cultura molto forte del lavoro e dove si sono instaurati, soprattutto in alcuni paesi, in Giappone e in Corea del Sud, soprattutto una fedeltà fortissima alle aziende. C'erano famiglie che lavoravano per generazioni all'interno della stessa azienda. Anche i cinesi stessi passano come ultra lavoratori. Poi non so, qualcuno di voi è stato in Cina per un po', per un periodo? No? Beh, ci sei stato un po'? Un mese? Allora, li hai visti i cinesi quando lavorano in un cantiere? Che sono 6 o 7 nello stesso posto? Però uno lavora, l'altro fuma, l'altro sta al cellulare, si alzano. Cioè alla fine i cinesi sono molto più fancazzisti di quanto pensiamo, ma proprio tanto. Cioè chiunque sta in Cina per un po' impara subito una parola che è chabudua, che vuol dire più o meno, no? Cioè noi abbiamo questa idea dei cinesi che sono... In realtà non è proprio vera completamente, cioè c'è stata una generazione di cinesi che si è presa sulle spalle lo sviluppo del paese, sono quelli che negli anni '80, dopo la morte di Mao Zedong, quando Deng Xiaoping apre il paese al mercato globale, quindi alle riforme e soprattutto agli investimenti stranieri che arrivano tutti gli occidentali, le imprese occidentali vanno a produrre in Cina, non nasce la globalizzazione, quella che noi abbiamo chiamato globalizzazione, cos'è? La delocalizzazione, no? Quindi noi non produciamo più qua, spostiamo la produzione in Cina perché tanto il lavoro costa poco, i cinesi lavorano tanto, non ci sono i sindacati e alla fine Deng Xiaoping cosa dice agli occidentali? Abbiamo cambiato la Costituzione, abbiamo permesso l'esistenza dell'impresa privata, non avete sindacati perché esiste un unico sindacato e lo controlliamo noi e per di più lo Stato cinese ha anche fatto la cresta su quei lavoratori perché si trattava per lo più di lavoratori immigranti, cioè che si spostavano dalle campagne e andavano a lavorare nelle grandi città, soprattutto nel sud-est del paese, no? Quindi Shanghai, Ningbo, Shenzhen, posti che erano dei piccoli villaggi che poi sono diventati praticamente delle megalopoli, ma questi lavoratori in Cina c'è un sistema che si chiama Hukou, che è una specie di passaporto interno, no? E quindi questi lavoratori nel momento in cui si spostavano dalla propria città d'origine, andavano a lavorare in un'altra città, perdevano completamente i propri diritti sociali. Cioè io sono di Genova, è come se io da Genova fossi andato a lavorare a Roma e a Roma non avevo il welfare, perché la sanità, l'educazione per i miei figli ce l'avevo solo a Genova e non nel posto dove andavo a lavorare. Quindi c'è stato anche questo. Questi sono i cinesi che si sono messi effettivamente sulle spalle, come dire, lo sviluppo cinese e hanno fatto diventare la Cina quella che è diventata oggi. Ma arrivavano da periodi di fame nera, di miseria nera. La Cina nel 1949, quando nasce la Repubblica Popolare, quando i comunisti vincono contro i nazionalisti, è uno dei paesi più poveri al mondo, con un tasso di analfabetismo che supera l'80%, con una vita media, prospettiva di vita media che non supera praticamente i 30 anni. A me è capitato di parlare con moltissime persone, genitori di amici che hanno vissuto la rivoluzione culturale o addirittura in alcuni casi anche il grande balzo in avanti e che mi dicevano che mangiavano le cortecce degli alberi, quindi arrivavano da una fame che gli ha fatto accettare qualsiasi cosa pur di stare meglio rispetto a prima, tant'è che dopo l'89, il patto dopo le proteste di Tiananmen e la repressione, il patto che Deng Xiaoping e il Partito Comunista fa con il popolo cinese è: vi potete arricchire ma rinunciate ad alcuni diritti, cioè non vi dovete interessare di politica, e di fatto la popolazione cinese accetta perché comunque si sarebbe stati meglio di prima. Tenete presente che ancora oggi in Cina, soprattutto le persone più anziane, per chiederti come stai, ti chiedono "ma", che vuol dire hai mangiato, cioè proprio un modo per dire come va, ti chiedono hai mangiato, talmente ancora, diciamo, interiorizzata la fame che hanno fatto. Ovviamente oggi le giovani generazioni, i giovani che hanno 20 anni, 30 anni, sono nati e cresciuti completamente in un'altra Cina, in una Cina che
era ricca, che cresceva a doppia cifra, dove c'è stata un ascensore sociale che ha permesso alle famiglie di uscire, diciamo, anche dal gioco lavorativo dei propri nonni, dei propri genitori, e di inserirsi, diciamo, in pieno nel contesto economico nuovo della Cina, tant'è che se a un cinese fino a poco tempo fa, fino praticamente a poco prima del Covid, perché adesso anche lì stanno rallentando, stanno scoprendo tutta una serie di problematiche, ad esempio di precarietà del lavoro che abbiamo anche noi, se chiedevi com'è oggi ti diceva che era meglio di ieri, cioè c'era una grande fiducia nei confronti del futuro, perché sono persone, soprattutto i giovani, che sono cresciuti, come dire, nel progresso economico, che sono nati e cresciuti in una società iperdigitalizzata. In Cina non si usano più i contanti praticamente da 10 anni, si paga con il riconoscimento facciale, si fa tutto con una super app, sembra effettivamente di vivere nel futuro, e però ovviamente il rallentamento economico oggi provoca anche tutta una serie di problematiche relativamente all'approccio anche nei confronti del lavoro, no? E quindi in Cina sono nati alcuni movimenti piccoli all'inizio, minoritari, alcuni sono stati definiti Tamping, che significa gli sdraiati, cioè quelli che a un certo punto hanno detto: ma perché io mi devo sbattere, farmi il mazzo così, lavorare tantissimo per poi non riuscirmi neanche a pagare l'affitto della città in cui vivo, perché anche qui sgomberiamo, diciamo, il campo da pregiudizi. Oggi una casa a Pechino in media costa come a New York, cioè il costo della vita è altissimo ormai nelle grandi città cinesi, e quindi questi ragazzi hanno detto basta, io rifiuto il lavoro, proprio un fenomeno di rifiuto del lavoro, tant'è che ci sono state tutta una serie di movimenti, di proteste, tenendo presente che poi le proteste dei lavoratori in Cina sono sempre tantissime. È un numero secretato, ma in Cina ogni anno ci sono più di 10.000 di quelli che il partito chiama incidenti di massa, e anche le proteste di Tiananmen vengono catalogate come incidente di massa, per capire, cioè sono proteste spesso anche violente, che vengono, come dire, in cui i lavoratori magari agiscono violentemente contro il padrone, contro il sindacato, contro i funzionari del partito. E questi giovani che hanno cominciato a esprimere questa disaffezione nei confronti del lavoro sono stati registrati perfino dalla leadership. Xi Jinping, che è il presidente, segretario del partito, capo, un po' di tutto, in vari discorsi pubblici ha stigmatizzato questo atteggiamento, ha detto: questi giovani devono capire che bisogna masticare amaro, bisogna farsi il mazzo, bisogna anche soffrire, no? Pur di arrivare a certi risultati. E quando queste istanze hanno cominciato a elaborare anche una sorta di piano politico molto, adesso sto semplificando io, perché in Cina elaborare un piano politico significa mettersi di fatto fuori legge, rischiare la vita, nel senso il carcere. Quando si è cominciato a parlare della necessità di una redistribuzione praticamente della ricchezza in Cina e di un aumento ad esempio del welfare, Xi Jinping ha detto: io i soldi ai pigri non li do, che è un discorso che poteva fare probabilmente Margaret Thatcher. No? Quindi capite il cortocircuito anche di chi vive in un paese guidato da un paese comunista, di un partito comunista a cui chiede di essere più socialista, meno capitalista, e questo è uno dei tanti movimenti che ci creano tutta una serie di cortocircuiti. Poi c'è un'altra cosa che ho osservato negli ultimi tempi, che sono quelli che vanno a lavorare vestiti male. Cioè c'è proprio un hashtag sui social che è andare a lavorare con i vestiti schifosi, cioè si mettono proprio i vestiti più brutti che hanno per andare in ufficio, per dire proprio quanto gli fa schifo andare a lavorare, no? Quanto non accettano tutta una serie anche di norme, di discipline che ci sono all'interno del mondo del lavoro. E poi ci sono state delle proteste importantissime dei lavoratori digitali, che sono quelli che lavorano tantissimo, in cui infatti sono aziende dove c'è un turnover altissimo, che sono praticamente ormai la colonna vertebrale dello sviluppo della Cina. Tutto questo si registra anche in alcuni paesi come il Giappone e la Corea del Sud, dove ancora più noi abbiamo l'immagine, ed è vera, di grandi lavoratori ultra fedeli alle proprie aziende. Ormai non è più così neanche in Giappone e in Corea del Sud, e ci sono moltissimi movimenti di lavoratori, soprattutto i più giovani, che, come dire, provano a chiedere più diritti, meno orario di lavoro, e l'esempio di Singapore è diventato un esempio che stanno riprendendo adesso in tanti in Asia, per dire: guardate che se lo fa il governo di Singapore lo possiamo fare anche qui, cioè una settimana di 4 giorni soltanto, che non è un obbligo, cioè il governo di Singapore suggerisce alle aziende e ha legiferato affinché le aziende non possano dire di no di fronte a tutta una serie di scuse che utilizzavano per dire di no alla settimana corta, fondamentalmente. Da quello che dici, da come ho letto il libro, mi sono fatto l'idea che Singapore sia comunque un'avanguardia rispetto
agli altri stati. Un'avanguardia perché comunque... Per ragioni finanziarie, economiche. Sì, è un posto tanto più piccolo, parliamo di 5 milioni di persone, è una dimensione, è una città di fatto. È gestita in teoria democraticamente, cioè ci sono le elezioni, ma ha sempre governato la famiglia lì, tranne adesso che c'è un nuovo premier, per la prima volta c'è un premier che non è figlio o familiare della famiglia che ha fondato Singapore. C'è stato solo un episodio nella storia di Singapore in cui c'è stato un premier che non arrivava dalla famiglia lì, che la prima cosa che ha detto quando gli hanno detto che, insomma, qual è la prospettiva del tuo premierato, lui ha risposto: dimostrare che ci può essere una politica anche non fatta dalla famiglia lì. Dopo 2 settimane l'hanno cacciato e ci ha messo un altro della famiglia lì. Invece adesso il nuovo premier arriva dopo le dimissioni praticamente del figlio del fondatore di fatto di Singapore. È gestita effettivamente come se fosse una grande famiglia, ed è un'eccezione perché comunque è effettivamente un posto ricchissimo, ecco. Certo, appunto l'hai appena detto, ci sono tradizioni molto molto forti, molto molto radicate, che è difficile soppiantare, però appunto, come hai detto, nel tema del lavoro ci sono movimenti di protesta e di rottura. Di rottura in rottura vorrei che ci raccontassi quella, diciamo, rivolta delle donne in Corea, no? È un po' anche quella, se capisco bene da quello che scrivi nel libro, una minoranza che fa che cosa? Il movimento 4B mi ha colpito molto. Sì, anche a me. E allora, la premessa è questa, che la Corea del Sud, soprattutto 6 o 7 anni fa, adesso la conosciamo molto di più, no? Perché c'è questa che viene chiamata Korean Wave, no? Vabbè, dai, non fate, qualcuno voi avete mai sentito un cantante K-pop coreano? BTS? Cioè, poi la Corea come è arrivata? Quando noi è arrivata con il pop, quindi con i BTS, con le boy band, no? Con quel fenomeno lì, e poi è arrivata con le serie TV, Squid Game, però se guardate su Netflix c'è proprio Korean Drama, c'è proprio la sezione come quelli che arrivano dall'Europa. E poi è arrivata anche per i palati più fini con gli Oscar, no? Con Parasite, con grandi produzioni cinematografiche. Quindi ci sembra di conoscerla un po' di più, no? La Corea del Sud, e la sentiamo anche più vicino a noi perché è una democrazia. Proprio in questi giorni ha vinto il premio Nobel per la letteratura Han Kang, no? Che è una scrittrice sudcoreana che è molto famosa per un libro che si chiama La vegetariana, ma ha scritto anche un altro libro che si chiama Atti umani, e che è su un evento storico sudcoreano che praticamente noi non conosciamo per niente, e che sono 40 anni fa. Cioè la Corea del Sud ha avuto una sua Tiananmen esattamente come la Cina, però se io vi dico Tiananmen tutti più o meno avete un riferimento, se io vi dico Gwangju nessuno. Nel 1980 la Corea del Sud era di fatto una dittatura. Cioè la Corea del Sud quando finisce la guerra e viene, come dire... c'è la Corea del Nord comunista e la Corea del Sud, diciamo, più vicina agli Stati Uniti, è più arretrata in realtà della Corea del Nord ed è sottoposta a un regime di fatto dittatoriale praticamente, e alla fine degli anni 70 nascono movimenti dalla società civile che cominciano a chiedere ad esempio la fine della legge marziale, finché non sono gli studenti a Gwangju, che è una città sudcoreana, praticamente a insorgere e chiedono la fine della legge marziale e l'avvio, diciamo, di una fase democratica. Vengono repressi nel sangue, parliamo di migliaia di morti, esattamente come a Tiananmen, e Han Kang in Atti umani racconta proprio quelle giornate, racconta il fatto che moltissime di queste persone in realtà sono sparite, non si sono trovate, che quindi le vittime probabilmente sono superiori. Racconta come la democrazia coreana in realtà nasca di fatto dal sangue di studenti a cui poi si erano unite anche la popolazione, la società civile, i cittadini comuni, diciamo, di quella città, ed è da lì che nasce la Corea del Sud come la conosciamo noi oggi, da lì che comincia una fase democratica che la porterà poi a investire soprattutto nel livello dell'istruzione, facendo poi della Corea del Sud, come dire, uno dei paesi più avanzati da un punto di vista tecnologico, un po' come il Giappone, no? Seguendo le stesse orme del Giappone, solo che mentre il Giappone ci arrivava da noi perché c'aveva i manga, perché c'aveva il Walkman, la Corea del Sud arriva un po' dopo e ci è arrivata più di recente, ma in realtà non conosciamo la genesi, diciamo, di quella che è oggi la Corea del Sud. E a un certo punto la Corea del Sud diventa anche il punto di riferimento mondiale per la chirurgia estetica,
perché i canoni di bellezza, diciamo, della Corea del Sud diventano i canoni di bellezza asiatici. Io racconto come in una delle vie principali di Seoul, dove c'è la più alta densità di cliniche praticamente estetiche, è tutto un andare e tornare di donne cinesi che vanno lì per farsi fare il volto proprio come le star delle soap opera e delle serie TV sudcoreane. Ma parliamo di operazioni pesanti, cioè insomma, con strumenti quasi più da macelleria che non da estetista, diciamo. E quei canoni di bellezza diventano i canoni di bellezza asiatici, ma pesano tantissimo ovviamente sulle donne, principalmente coreane, perché c'è una disparità di genere in realtà fortissima in Corea del Sud, dove le donne guadagnano meno in percentuale rispetto agli uomini di tutto il mondo, praticamente, dove ancora è richiesto quel canone per entrare ad esempio nei posti di lavoro. È difficile che non venga calcolata, diciamo, la bellezza di una donna nel momento, o l'essere all'interno di un canone estetico. Nel momento in cui la Corea del Sud è entrata in crisi demografica esattamente come noi, c'è il tasso di fertilità più basso al mondo. Corea del Sud e Giappone sono leggermente peggio di noi, ma noi siamo lì in fatto di invecchiamento della popolazione e di poche nascite. Hanno cominciato a predisporre tutta una serie di piani, no? I governi, per cercare di far nascere più persone, adesso più bambini. Lascio da parte la Cina, perché la Cina ha la stessa crisi demografica, ma è dovuta a un fattore anche specificamente cinese, che è stata la legge del figlio unico, su cui magari poi, se volete, torniamo. Bene, in Corea del Sud a un certo punto le donne hanno cominciato a dire che il problema della nascita dei figli non è un problema di sussidi o solo di welfare, eccetera, ma è proprio un problema di genere, cioè di disparità di genere, e quindi hanno cominciato a racchiudersi in movimenti fortissimi, importantissimi, tra cui questo dei 4B, che significa i 4 no, cioè no agli appuntamenti, no alle relazioni, no ai rapporti sessuali, no ai figli, e loro parlano proprio di guerra di genere, cioè come dire, finché non c'è una parità di genere noi i figli non li facciamo, cioè è una guerra tra donne e uomini, considerando che c'è la disparità più alta a livello salariale, ma c'è anche la violenza privata domestica più alta praticamente di tutto il continente. E quindi queste, diciamo, sono battaglie che hanno finito per influenzare anche altre società civili. In Cina negli ultimi 5-6 anni i movimenti più interessanti che abbiamo visto nascere, soprattutto online, sono stati quelli delle femministe, ad esempio cinesi, ad esempio persone che si sono viste rifiutare la possibilità di congelare gli ovuli dagli ospedali in quanto non sposate, mentre le coppie sposate possono farlo. E il presidente attuale della Corea del Sud, Yoon, ha fatto tutta la sua campagna elettorale dicendo che non nascevano più figli per colpa delle femministe, che non sono discorsi che si fanno solo così lontano da noi, e ha detto che se avesse vinto le elezioni avrebbe per prima cosa abolito il Ministero della Parità di Genere. Poi gli è andata male, perché alle elezioni parlamentari legislative invece non ha vinto e quindi non può farlo attraverso le vie legislative, e per fortuna in politica interna in Corea del Sud il presidente ha le mani legate dal Parlamento, mentre per la politica estera il presidente può gestire, diciamo, quello abbastanza autonomamente rispetto al Parlamento. Questi sono tutti eventi che stanno cambiando profondamente società che sono accomunate, Cina, Corea del Sud e Giappone, da quello che noi conosciamo come confucianesimo, no? Che adesso, per dirla più semplicemente più brutale possibile, tra le tante cose prevede un sistema di rapporti gerarchici in cui l'uomo comanda sulla donna, il marito comanda sulla moglie e così via. E quindi stanno mettendo in discussione anche quella che da quelle parti viene considerata la famiglia tradizionale. Questo accade in Cina, accade in Giappone, accade in Corea del Sud, ma accade anche in altri paesi, anche in quelli a maggioranza musulmana, come ad esempio in Malaysia ci sono movimenti di donne transgender molto forti, che ho avuto anche l'opportunità di rincontrare, anche se non ho messo all'interno di questo libro. A Taiwan è stato riconosciuto la legalità dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, adesso anche è l'unico stato asiatico, adesso anche la Thailandia. E poi ci sono delle eccezioni, ad esempio nelle Filippine è l'unico paese al mondo dove non c'è una legge sul divorzio. E le attiviste filippine hanno detto: praticamente non abbiamo questa legge solo noi e lo Stato del Vaticano, che nell'immaginario delle donne filippine mi hanno detto ma lì sono tutti preti e suore, quindi non hanno bisogno, no?
del divorzio, e io cercavo di spiegargli che in realtà ci sono anche delle persone normali che hanno quel... e adesso dovrebbero riuscire a ottenerlo, perché è passata proprio nelle scorse settimane la prima parte, diciamo, dell'iter parlamentare per ottenere finalmente anche loro questo. Quindi anche sul fronte dei diritti parliamo di paesi dove ci sono anche repressioni molto forti nei confronti di minoranze, di oppositori, di giornalisti, di intellettuali, ma anche all'interno di stati più autoritari, come nel caso di Corea del Sud, Giappone, che sono effettivamente più democratici, abbiamo questo continuo, diciamo, questa dialettica che comunque esiste tra società civile e potere, che in qualche modo si sviluppa e va a modificare anche dei punti fermi, così come sono dei punti fermi da noi, perché possiamo fare i progressisti quanto vogliamo, che poi la tradizione in qualche modo se ne risente. Insomma, ancora pure da noi. Il dibattito sulla parità di genere sui vari temi, dalla violenza ma anche alle dinamiche sociali del lavoro, è di strettissima attualità qui da noi. Abbiamo toccato il tema della demografia e vorrei che ci andassimo un po' dentro, nel senso che ci sono stati che sono in esplosione demografica, ma ci sono stati in inverno demografico, come hai detto prima, quindi la stessa Cina, la Corea, il Giappone. Se vuoi raccontarci la storia della legge del figlio unico in Cina, che è una dinamica, ma in realtà la mia domanda è questa: come stanno affrontando il problema dell'inverno demografico? Sì, allora la Cina, spendo due parole perché è effettivamente particolare, no? Sapete che in Cina dal 1980 fino al 2015 in realtà c'è stata una legge che imponeva alle famiglie un figlio unico. C'erano tutta una serie di eccezioni per le minoranze etniche e se pagavi, quindi se avevi i soldi potevi pagare, diciamo, anche il secondo e il terzo figlio, ma anche lì la politica del figlio unico cinese non arriva dal nulla o perché in quel momento i politici cinesi decisero di essere particolarmente disumani, diciamo, con la propria popolazione, ma perché negli anni 60 si crea questa paura che viene esplicitata in un libro che ha molto successo, che si intitola Population Bomb. Si formano anche vari club, come ad esempio il club di Roma, che cominciano a dire agli asiatici, dove aumentava esponenzialmente la popolazione, cominciano a dire fermatevi perché altrimenti non riusciamo a sfamare tutti sostanzialmente. E anche l'India ha questo problema e raccomanda di fare meno figli. All'inizio anche in Cina partono con le raccomandazioni, poi nel momento in cui muore Mao Zedong nel 1976 arriva Deng Xiaoping. Deng Xiaoping trasforma quelli che erano gli scienziati che si occupavano del programma missilistico in scienziati addetti, diciamo, a gestire in qualche modo alcune problematiche della società civile. E la teoria, diciamo, la formula matematica che viene applicata per la legge del figlio unico viene portata avanti e presentata e accettata poi dalla dirigenza del Partito Comunista dagli scienziati che fino a qualche anno prima si occupavano di missili, del programma missilistico cinese. Uno di loro è Chen Shenzhen, che è uno dei più importanti scienziati, a capo anche del programma che nel 1964 porta la Cina a far esplodere la prima bomba atomica. Chen Shenzhen è quello che era il responsabile del programma missilistico negli Stati Uniti, che viene cacciato perché è accusato di essere un comunista durante il maccartismo. Non lo era assolutamente. Dalla comunità scientifica statunitense si ritiene che sia stato l'errore più grosso che abbia mai fatto l'amministrazione americana a livello scientifico, perché lui era uno di quelli che stava lavorando non solo alla bomba atomica statunitense, che aveva lavorato insieme a Oppenheimer e agli altri, ma stava lavorando a un prototipo di shuttle, sapeva tutta una serie di segreti anche industriali americani particolari. Quando arriva a Cina, Mao Zedong ha la botta di culo che ha avuto, quasi non ci crede, e lo mette a capo del programma missilistico. Quando poi la Cina non ha più il problema della deterrenza militare, ma deve sviluppare in qualche modo forze produttive e inserirsi all'interno di un contesto economico diverso, questi scienziati, che erano le rockstar praticamente degli scienziati cinesi, vengono messi su progetti civili, e uno di questi progetti è questo. Chen Shenzhen porta anche in Cina la cibernetica, quindi a un certo punto cominciano a utilizzare dei sistemi matematici anche per regolare il sistema dei prezzi in un'economia che è sia pianificata sia con l'inserimento del mercato, e sono gli stessi scienziati che prevedono la creazione di quel progetto che si chiama Golden Shield, che è il progetto di fatto di sorveglianza più vasto nella storia probabilmente dell'umanità, almeno per quanto riguarda l'Asia. Cioè a un certo punto sono gli scienziati che cominciano a dire ma la società è come un software, noi possiamo, come dire,
sistemarla, regolarla, addirittura possiamo prevedere anche alcune cose. La legge del figlio unico è uno di questi inserti cibernetici all'interno della società cinese, che verrà applicata in maniera molto drastica, perché la carriera dei pianificatori familiari dipendeva dal numero, diciamo, di risultati che ottenevano, quindi avremo aborti forzati, sterilizzazioni forzate, insomma un momento profondamente doloroso per la popolazione cinese. E proprio quando parte questa legge c'è un convegno a Chengdu da parte dei demografi cinesi che dicono al Partito Comunista: guardate che state facendo un errore, perché noi abbiamo iniziato delle riforme economiche, aumenterà, come dire, la qualità della crescita cinese, aumenterà il benessere in Cina e sarà naturale fare meno figli. Se voi applicate questa legge, oltre a provocare tutta una serie di danni, diciamo, umanitari alla nostra popolazione, ci ritroveremo fra 30 anni con la crisi demografica più grande che possiamo mai immaginare. Ed è esattamente quello che è successo. Giappone e Corea invece? In Giappone e in Corea, proprio per quei motivi, diciamo, che hanno portato una società ad avere un benessere, quindi, come dire, famiglie più atomizzate, più difficoltà comunque ad avere figli perché l'educazione costa molto, e poi soprattutto allungamento della vita, nel senso che abbiamo una prospettiva di vita media molto più alta e quindi abbiamo moltissimi anziani e pochi giovani. Questo provoca alcuni problemi che da un lato vengono gestiti attraverso, insomma, la necessità di mantenere un welfare che non esploda sostanzialmente, perché hai tanti anziani da curare, la necessità quindi di utilizzare ad esempio la robotica e l'intelligenza artificiale per gestire una massa di persone anziane per le quali non hai il personale sostanzialmente, no? Che può prendersene cura, che può, diciamo, gestirli. Per questo in molti ospedali si usano robot e si usano anche sistemi di intelligenza artificiale, risponditori vocali, eccetera, che gestiscono praticamente gli anziani in modo da non pesare poi su risorse che non ci sono. E poi ha portato, soprattutto in Giappone, a un evento che possiamo definire rivoluzionario, perché per la prima volta in Giappone si è cominciato a parlare di far arrivare immigrati, lavoratori immigrati, che per il concetto di unicità etnica su cui si è basata gran parte della storia recente, anche quella più oscura, più terribile, diciamo, del Giappone. Ricordiamo che il Giappone fa parte dell'asse insieme all'Italia fascista, alla Germania nazista, dà avvio di fatto alla seconda guerra mondiale contro gli Stati Uniti, ma con l'attacco a Pearl Harbor, ma si, come dire, ammanta di nefandezze nei confronti dei suoi vicini, che ancora oggi creano tutta una serie di problematiche a livello politico tra i paesi, cioè i massacri in Cina come quello di Nanchino, ma anche lo sfruttamento delle cosiddette donne di conforto, cioè le donne coreane utilizzate per i bisogni sessuali, diciamo, dell'esercito giapponese. Ancora oggi tra Giappone e Corea, che pure hanno ritrovato grazie a Biden tutto sommato una sorta di vicinanza almeno strategica in funzione anticinese, esistono moltissime frizioni su quegli aspetti, tant'è che ogni volta che un premier giapponese va al cimitero di quelli che per il Giappone sono eroi di guerra, ma per il resto dell'Asia sono criminali di guerra, quindi è un evento, insomma, piuttosto pesante anche per le sorti attuali. Sostanzialmente, come dire, oggi in Giappone stanno, e addirittura l'idea arriva da Shinzo Abe, che è stato il leader più longevo, il premier più longevo nella storia post seconda guerra mondiale del Giappone, ucciso tra l'altro un paio d'anni fa da un seguace di una setta che era fortemente compromessa in realtà con il partito liberale democratico, ma è proprio lui che avvia la necessità di avere lavoratori immigrati in Giappone per sopperire alla mancanza di manodopera. Le risposte sono di due tipi: da un lato il Giappone ha aperto all'immigrazione, che comunque è una cosa incredibile per la realtà sociale giapponese, sono flussi controllati, si richiede personale specifico, ma cominciano ad arrivare e cominciano ad essere tanti. Proprio 2 giorni fa leggevo ad esempio di questa storia di moltissimi vigili del fuoco che sono lavoratori immigrati stranieri che ormai sono residenti in Giappone. Non è facilissimo neanche per i lavoratori stranieri, tra l'altro, ottenere, diciamo, una sorta di cittadinanza giapponese. E poi c'è la risposta anche della Cina, che è quella invece dell'automazione, cioè la crescita, la crisi demografica. Che cosa comporta? La necessità intanto di riformare le pensioni in Cina. La Cina è uno dei paesi al mondo dove si va in pensione più giovani, perché le donne che lavorano in fabbrica ci vanno a 50 anni, le donne che lavorano come impiegate
ci vanno a 55, gli uomini ci vanno a 60. Adesso aumenteranno nei prossimi 20 anni l'età pensionabile di 3 anni, proprio perché il sistema se no salta. E la mancanza di manodopera viene gestita attraverso l'automazione. Quindi abbiamo già fabbriche completamente gestite da macchine in Cina, dove gli uomini non ci sono. Quante cose che ci assomigliano. No, nel senso che poi vabbè, non tutto ci assomiglia. Su altra scala, con altre dinamiche, però sono gli stessi temi che riempiono i nostri giornali e i nostri notiziari oggi. Altro tema dei temi forse quello della tecnologia e della sua applicazione, in particolare in 2 ambiti che sono stati evocati: la sorveglianza, perché poi io ho provato a spogliarmi dei miei pregiudizi guardando questo, sfogliando e leggendo il libro e riflettendo, però mi è rimasto un pregiudizio, forse il mio pregiudizio di occidentale cresciuto in quella che è un'imperfetta democrazia, cioè l'idea che lì si viva peggio tendenzialmente perché sono società meno libere e appunto tendenzialmente forse ancora meno libere con l'applicazione degli strumenti tecnologici, dell'intelligenza artificiale nella sorveglianza e nella sua sorella che è la disinformazione. Sì, allora, io ovviamente, come dire, il concetto di libertà è un concetto che anche per me è molto importante. Ad esempio io durante la mia permanenza in Cina ho potuto apprezzare molto, ad esempio, il nostro sistema giudiziario, ecco, rispetto a quello che esiste in molti dei paesi asiatici, dove effettivamente non c'hai possibilità di difenderti, proprio perché è un sistema giudiziario come poteva essere da noi prima della riforma del codice penale, insomma, quando effettivamente hai poco margine di difesa. Però nello stesso tempo io osservavo che nel momento in cui chiedevo a un cinese ma tu ti senti libero, il cinese mi diceva sì, perché che problema c'ho? Nel senso che la libertà a un certo punto, sai, nel momento in cui c'è quel patto sociale di cui ho parlato prima, cioè siete liberi di arricchirvi e al resto diciamo ci pensiamo noi, è come se a un certo punto la politica fosse uscita fuori proprio dalla visuale, dalla prospettiva dei cinesi, no? E quindi domani sarà meglio di oggi perché io posso effettivamente arricchirmi, posso migliorare le mie condizioni di vita. Cioè se mio padre lavorava in una fabbrica, in una miniera, io oggi ho una start-up e domani magari mio figlio starà ancora meglio di me, no? C'era questa idea di un ascensore sociale effettivamente molto forte, molto pratico magari, molto pragmatico, se vogliamo anche brutale nell'attenzione alla ricchezza, alla crescita proprio economica, ma nel momento in cui, come dire, ne vieni da un passato, qual era quello cinese, la libertà era espressa in questo modo. E in realtà poi un conto è la Cina, un conto sono gli altri paesi, dove secondo me tutta una serie di cose sono diverse, ma in generale si osserva che viene dato un perimetro all'interno del quale poi valgono tutta una serie anche di richieste, no? Facciamo l'esempio proprio della sorveglianza, partendo dalla Cina. In Cina ci sono una telecamera ogni 3 persone, è un posto ultra digitalizzato, basta pensare che non sono passati dal cash, dai soldi alla carta di credito, non hanno vissuto quella parte lì, sono passati subito al cellulare, no? In particolare attraverso un'applicazione che si chiama WeChat. Perdonatemi, devo prendermi un po' di tempo perché l'argomento è un po' delicato. C'è un'applicazione che si chiama WeChat, che è una super app praticamente. Pensate che nel 2011 esce WeChat e la vita per chiunque vivesse in Cina in quel momento è cambiata completamente, perché non esistevano più le mail, non esistevano più i sistemi di messaggistica, si faceva tutto con WeChat, che è stata proprio una digitalizzazione totale del paese. Io i primi tempi che stavo in Cina prendevo anche un po' in giro a volte i miei amici cinesi per l'uso della carta, no? Dovevi fare sempre queste robe con la carta. A un certo punto è sparito tutto, facevi tutto col cellulare, ma facevi tutto proprio con WeChat, che è come un sistema operativo, cioè tu accendi il cellulare in Cina ma accendi WeChat, i programmi, le app che voi prendete o scaricate dall'Apple Store o da Android, lì sono proprio fatte apposta per girare su quel sistema, che è il sogno un po' di Zuckerberg, di Facebook, no? Di Google, cioè avere un posto da cui non devi uscire mai,
così tutti i tuoi dati ce li ho in un posto solo e sono tutti miei. E pensate che nel 2013 Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook e ora a capo di Meta, che quindi è Facebook, WhatsApp, Instagram, scrive una mail interna al suo management e gli dice: noi dobbiamo diventare la WeChat occidentale. Intanto, se ci pensate, è un cambio di paradigma assurdo, no? Perché i cinesi sono quelli che copiano, eccetera. Sì, hanno copiato, ma a un certo punto, ed è per questo che nasce lo scontro tecnologico con gli Stati Uniti, no? Perché se noi immaginiamo la filiera globale con design by Stati Uniti, un triangolo, design by Stati Uniti, componentistica da Taiwan, Corea, Europa, dove vogliamo, assemblaggio Cina, a un certo punto la Cina dice: ma sai cos'è? Noi ci mettiamo qua adesso. Cioè, cominciamo a innovare pure noi, no? Perché è chiaro che ti poni in una posizione della catena del valore più conveniente, è chiaro che è meglio vendere all'estero telecamere a riconoscimento facciale che vestiti, penne, accendini, no? Ed è lì che si crea il problema con gli Stati Uniti. E quando Trump nel 2019 dice: ma questi sono più avanti di noi nel 5G e nell'intelligenza artificiale, e allora cominciano a mettere le sanzioni e i dazi sulla produzione tecnologica cinese. Zuckerberg lo capisce prima, solo che all'epoca WeChat qua da noi era inspiegabile praticamente, no? Io all'epoca lavoravo con China Files e alcuni magazine tecnologici ci avevano scritto dicendo: no, ma Zuckerberg ha detto questa cosa, ma soprattutto che cazzo è WeChat, no? Perché non lo sapeva nessuno, e quando tu gli provavi a spiegare che cos'era ti dicevano: vabbè, ma è come se metti Instagram eccetera nello stesso posto. No, perché noi con WeChat non solo ci chiamavamo il taxi, ci pagavamo il ristorante, tra l'altro questa era una roba che a noi piaceva tantissimo, andavi a mangiare al ristorante 4-5 e con WeChat ti splittava già il conto, no? Ognuno pagava già per sé, senza dover fare me lo dividi per 5, me lo dividi per 4, con quell'italiano che dice: ah, però allora se lo divido su 4 scontrini, niente, tutto subito. Si facevano, io che ho avuto un'esperienza medica piuttosto importante, in Cina, ho cominciato a prenotarmi tutto via app, quindi non dovevi più fare le file, le tasse le pagavi via WeChat, documenti per sposarti, tutto lì, facevi tutto, cioè tutta la tua vita era su WeChat. Se ovviamente c'è stato anche qualcuno che a un certo punto all'inizio ha provato a fare, sapete come fanno un po' qua da noi, ho vissuto 6 mesi senza internet e poi sei ritornato a fare, però lo dici su internet oltretutto. Ecco, anche in Cina qualcuno ha provato a non usare la WeChat, ma diventavi praticamente una sociale, cioè non riuscivi ad avere più connessioni perché passava tutto da lì. E questo ha completamente digitalizzato, diciamo. WeChat è prodotta da Tencent, che sono dentro anche a Epic Games, che è una roba di videogiochi, cioè è un colosso Tencent, così come Alibaba, e sono le aziende che hanno praticamente digitalizzato la Cina, facendola diventare, diciamo, quella che è oggi, e facendola diventare una potenza nel nuovo mondo, dove il petrolio sono i dati, no? E quindi la Cina viene considerata l'Arabia Saudita praticamente dei dati, perché l'intelligenza artificiale su che cosa si basa? Si basa sui dati, nel senso che l'intelligenza artificiale è un rimasticamento di tutti i dati con i quali fai apprendere ad una macchina tutta una serie di funzioni. Quindi più i dati sono buoni e sono tanti, più l'output sarà buono e sarà importante, no? E non sto parlando di ChatGPT, perché ChatGPT, a cui noi giornalisti abbiamo fatto la campagna di marketing gratis più importante nella storia dell'umanità probabilmente, ChatGPT è stupida, è la cosa più stupida che possa esistere, cioè è una calcolatrice, perché non è che ChatGPT ha senso in quello che fa. ChatGPT mette una parola dietro l'altra sulla base di quante probabilità ha una parola di essere dietro l'altra, non capisce in realtà quello che voi gli dite, cioè apprende via via tutta una serie di cose, ma fa semplicemente molto più velocemente di noi, ok, tutta una serie di cose. L'intelligenza artificiale, per come la pensano i governi, è quella da applicare al comparto militare, ad esempio, o quella da applicare al controllo sociale. Allora lì più dati delle persone hai, più modelli, più cluster, come vengono chiamati, di comportamenti, eccetera, crei. E la Cina, sotto questo punto di vista, è ovviamente avvantaggiata, perché 1 miliardo e passa di popolazione in più. Con WeChat io non è che parlavo con un amico o un'amica sulla chat e magari potevo chiedere: cosa stai facendo? Sto mangiando delle patatine, fammele vedere, e le puoi comprare, no? Subito. Non è solo questo, è che io uscivo da casa, andavo nel Xiao Mai Bu, che sono questi negozietti in Cina dove puoi comprare dalle mele a un Boeing praticamente, e compravo una banana e la pagavo con WeChat. Quindi tu sei praticamente, come dire, tracciato digitalmente sempre, ok?
Quindi Zuckerberg cosa diceva? Dobbiamo essere la WeChat occidentale, nel senso dobbiamo prenderceli tutti questi dati, ok? Non dobbiamo più che uno mi scrive su WhatsApp, poi gli rispondo su Instagram, poi mi risponde su Facebook. No, ci vuole un unico posto dove pigliamo tutti i dati. Ovviamente, se domani il Partito Comunista a WeChat gli dice voglio i dati di Marco, di quei due che stavano lì a parlare, che hanno nominato Xi Jinping, non è che WeChat non glieli dà, ovviamente, perché WeChat, così come Alibaba, devono tutto al Partito Comunista, che gli ha consentito di fare quello che hanno voluto, sia a livello di diritti dei lavoratori, sia a livello anche di raccolta di dati. Perché in Cina per moltissimo tempo non c'è stato alcun perimetro normativo sulla raccolta e sull'utilizzo dei dati da parte di queste aziende. Però, primo punto, la prima azienda che dà i dati di alcuni dissidenti al governo cinese si chiama Yahoo e non è cinese. Yahoo nel 2001 dà le mail di 2 dissidenti cinesi su richiesta del Partito Comunista al Partito Comunista, queste 2 persone vengono arrestate, torturate, poi escono di carcere, fanno causa a Yahoo in Cina e vincono la causa. Quindi, poi, vi ricordate NSA, Snowden, Cambridge Analytica, ma non solo, la scorsa 2 settimane fa succede questo, tutti i giornali americani parlano di una incursione di hacker cinesi all'interno dei principali provider americani. I provider sono quelli che vi portano il modem a casa, no? Cioè la fastweb della situazione. E quindi tutti dicono, vedi sti hacker cinesi maledetti, eccetera. Ma da dove sono entrati sti hacker cinesi? Cioè non hanno hackerato di fatto, non c'è stato alcun deface o tecnicamente non c'è stato un hacking. Sono entrati da quella che viene definita la backdoor, cioè la porta sul retro, che per una legge del periodo di Bill Clinton negli Stati Uniti tutti i provider devono lasciare alle autorità americane perché possano entrare quando vogliano per sorvegliare o per i cittadini e per prendere, diciamo, delle intercettazioni dei cittadini. I cinesi hanno detto, c'è già la porta. Tu a un certo punto scrivi, loro la chiamano, quella loro la chiamiamo sorveglianza, quella nostra la chiamiamo sicurezza. Allora, adesso io sto un po' provocando, no, ovviamente, però qual è il problema? È che noi lasciamo tracce digitali ovunque. Cioè noi ci facciamo adesso il selfie per far vedere ai nostri amici che abbiamo fatto questa cosa insieme e dall'altra parte sono le aziende che si occupano di riconoscimento facciale che dicono dai, fattene un altro, no? Così noi miglioriamo, cioè noi regaliamo dati che siamo cinesi, indiani, tedeschi, italiani, americani, regaliamo praticamente la nostra vita privata e i nostri dati alle aziende che poi ci costruiscono intanto dei business di natura commerciale. Perché avete presente, no? Parlate su WhatsApp di qualcosa, andate su Repubblica.it, cioè avete matematico il banner di quella roba lì, o sui social è uguale. Quindi c'è, come dire, da noi c'è un controllo che fa più push di tipo commerciale, in Cina c'è un controllo che ovviamente ha anche una parte di controllo su quello che dici da un punto di vista politico. Da noi non c'è, ma chi ci garantisce che non ci possa essere? Intanto tutta una serie di norme, come ad esempio la legge sulla privacy, e dall'altro però dobbiamo un po' affidarci al buon cuore, diciamo, di chi non ci governa, cioè di chi ci governa, cioè che non sa approfitti del fatto che comunque i nostri dati sono tanto quanto a disposizione di chiunque voglia prenderli. Anche quest'ultimo scandalo che sta scoppiando non è che ci dice che c'è un partito che vuole, ci dice che i nostri dati sono nelle mani di Colabrodi, praticamente, che chiunque può accedere ai nostri dati. Okay? Noi come potevamo criticare la Cina fino a un certo punto? Che noi avevamo in Europa la legge sulla privacy, che è una delle leggi più avanzate, no? Che proibisce l'utilizzo di dati, eccetera. Il problema è che da qualche anno l'hanno fatta pure i cinesi. Non solo, perché quel perimetro che non era, cioè quel mondo che non era perimetrato in alcun modo dalle norme, dove praticamente le aziende cinesi private, sono aziende private, non sono aziende del Partito Comunista, Alibaba, queste, anche TikTok di fatto, adesso poi ci arriviamo, perché se WeChat all'epoca non la conosceva nessuno, TikTok è quella che ha detto al mondo intero che, insomma, quel paradigma nel quale abbiamo vissuto, in cui l'innovazione arriva sempre da una parte, non è più così, perché TikTok è un algoritmo made in China che è l'applicazione più scaricata praticamente in Occidente. Tra l'altro, tra parentesi, gli americani, la politica americana vuole bloccarla, no? Perché teme che, non tanto, attenzione, che Xi Jinping di notte si faccia spedire i messaggi che si mandano gli americani, no, temono che possa influenzare l'opinione pubblica, perché è un algoritmo che decide cosa far vedere e cosa no, ok?
non so se qualcuno di voi ci va su TikTok, però basta vedere per un secondo uno che annusa l'oro, non so, quelli che fanno il pane senza mollica, e sei condannato a quello, perché l'algoritmo decide che quella è la roba che ti piace e ti continua a massacrare su quella roba lì. Però cosa sta succedendo? Che nei mesi scorsi la maggior parte dei dei candidati democratici e repubblicani al congresso si è iscritta in massa a TikTok. Perché? Perché è l'unico modo per parlare ai più giovani, no? E quindi c'è anche questa contraddizione. Tornando alla Cina, si diceva che era un mondo nel quale praticamente il Partito Comunista poteva fare quello che voleva, ed è effettivamente così, però a un certo punto si sono messi a legiferare. Perché? Perché, ad esempio, c'è stata la prima causa di un uomo che è entrato in un parco, ha visto che c'era un sistema di riconoscimento facciale, ha fatto causa, ha vinto la causa. Quindi, ad esempio, mentre prima andavamo al supermercato e pagavamo mettendoci la faccia, o entravi in casa in Cina con la faccia, adesso non c'è più. Hanno limitato fortemente l'utilizzo, ad esempio, del riconoscimento facciale. Poi hanno fatto una legge sulla privacy, presa proprio copiata da quella europea, che quindi limita moltissimo la possibilità per le aziende di fare quello che vogliono, sia nel raccogliere dati, sia poi nel trattare i dati. E poi c'è una legge, ad esempio, che noi non abbiamo, è la legge che vieta gli algoritmi di raccomandazione, che vieta proprio quello che vi dicevo prima. Cioè, se tu utilizzi i miei dati per poi suggerirmi tutta una serie di cose, perché io parlo con Marco di calcio e domani mi proponi l'abbonamento a DAZN, in Cina è illegale, non si può più fare. Ovviamente al posto del messaggio su DAZN mi verrà quanto è bravo Xi Jinping, quanto è il nostro sistema, quanto è il migliore del mondo, eccetera, perché viene proprio esplicitato che i messaggi pubblicitari devono essere sostituiti da messaggi educativi. Però ad esempio, ovviamente, questo è l'altro lato poi della medaglia, perché comunque vivi all'interno di un paese nel quale c'è un partito unico che lo governa, ok? E che quindi, come dire, in tutta una serie di aspetti tu non hai quelle possibilità che hai in società democratiche, come dire, di alzare delle bandierine, di opporti in qualche modo. Quindi da quel punto di vista assolutamente siamo diversi. Da noi siamo un po' più tutelati, ok? Assolutamente. Però poi sull'utilizzo che fanno le aziende dei nostri dati no. Cioè viviamo in quello che Shoshana Zuboff definisce il capitalismo della sorveglianza. Cioè oggi viviamo tutti all'interno di questo mondo, che è un meccanismo estrattivo, cioè si basa sull'estrazione dei nostri dati che spesso consegniamo completamente gratuitamente, tra l'altro, alle aziende. Quindi questa è la cosa che abbiamo in comune noi e gran parte dei paesi asiatici. Chiaro che i paesi asiatici più autoritari si possono spingere un po' più in là, i paesi asiatici più democratici devono mantenersi all'interno, diciamo, di certe cose. E faccio l'ultimo esempio. Quest'estate a Roma è comparso si è parlato molto del fatto che verranno messe nella città, verranno piazzate 30.000 telecamere a riconoscimento facciale per la nostra sicurezza. Quando si dice però che ci sono le telecamere con riconoscimento facciale in Cina, è per la sorveglianza. Vedete come anche le parole poi no? In realtà non è che in Cina mettono le telecamere perché per controllare se uno dice abbasso Xi Jinping non ne frega niente se si sparano, se si ammazzano tra di loro. È chiaro che anche loro lo fanno per sicurezza. Tra l'altro parliamo di paesi con un bassissimo tasso di criminalità, che ci piaccia o meno. Per dire, a Singapore io ho intervistato degli scrittori che scrivono dei gialli, dei noir, in un paese dove in teoria non muore nessuno per omicidio, per assassinate, no? E quindi c'hanno pure il problema di dire cosa scrivo, nel senso che c'è un bassissimo tasso di criminalità. Quindi tutti i governi ovviamente hanno diciamo, o dicono di avere a cuore la sicurezza, poi però che questa possa diventare diciamo, uno strumento che va oltre quello, non voglio dire che siamo uguali, perché non voglio dire assolutamente questo, però attenzione perché la tendenza globale è quella del capitalismo della sorveglianza, in cui i nostri dati, come dire, diventano una fonte di ricchezza importante per tante aziende e anche per tanti governi. E poi c'è questa contraddizione proprio della legge contro le fake news. Come si fa a fare la legge? Chi la fa e chi la applica poi? Questa arriva sempre da Singapore, è un tema molto importante che tutto sommato ci mette di fronte. Il problema delle fake news è un problema dei nostri tempi. Esatto. Però come si può intervenire? È chiaro che chi è che decide che cos'è una fake news o no? A Singapore è il governo. Chi sono i primi a essere stati, come dire, pizzicati dalla legge? Gli oppositori, quelli che stanno all'opposizione. È chiaro che questo è un problema però dei nostri tempi, che io faccio l'esempio di Singapore perché loro hanno fatto proprio una legge, no? Hanno detto facciamo una legge proprio contro le fake news, cioè quindi questa è la realtà e questa è una fake.
in realtà coinvolge tutto quello che è oggi intelligenza artificiale, e quindi allora lì abbiamo praticamente in tutti i paesi asiatici, Cina compresa, una fortissima proibizione ad esempio nei confronti dei deepfake, cioè l'utilizzo, no, di volti che si sovrappongano ad altri volti. In Corea del Nord è in corso, non l'ho messa nel libro perché è scoppiato dopo, ma in Corea del Nord è in corso una roba nazionale di cui si parla da giorni, da settimane, da mesi, perché ci sono stati effettuati dei deepfake porno su moltissime studentesse di un'università ed è diventato un problema a livello nazionale. Ma c'è un utilizzo poi anche abbastanza, come posso dire, rilassato anche, no, dell'intelligenza artificiale in alcuni paesi. Noi abbiamo assistito in India all'ultima campagna elettorale, quella che ha punito comunque il radicalismo hindu di Modi, che ha un approccio ideologico molto forte, no? Modi si è formato all'interno di un gruppo che si chiama RSS, che è un gruppo paramilitare del Bharatiya Janata Party, che è il partito con cui Modi governa da ormai 10 anni, che è un gruppo paramilitare fascista che nasce proprio, anzi, su ispirazione del fascismo italiano, delle camicie nere, di fatto, e ha portato avanti questa ideologia fortissima, tant'è che si parla appunto non di una democrazia ma di una autocrazia elettorale con repressioni violentissime nei confronti dei musulmani, che comunque sono 300 milioni in India, a cui Modi praticamente dice: siete degli infiltrati, dovete tornarvene in Pakistan. Questo è un po' il clima dei nostri amici indiani, perché è un paese che noi consideriamo adesso vicino a noi in funzione anticinese e definiamo la più grande democrazia del mondo, quando per tutti gli organismi che misurano il punteggio, diciamo, democratico dei paesi non lo è per niente. C'è stata un'involuzione molto forte, sono stati bloccati dei documentari della BBC su Modi, sono stati fatte irruzioni all'interno della BBC, di Twitter, di tutta una serie di cose. Comunque durante la campagna elettorale c'è stato un utilizzo abbastanza disinvolto dell'intelligenza artificiale, sono stati dei comizi in cui praticamente il comizio veniva fatto su uno schermo da un candidato morto da 10 anni, che però diceva: vota lui, è bravo, è mio cugino, è bravissimo. Oppure in Pakistan, ad esempio, Imran Khan, che era l'ex premier, che è stato fatto fuori poi dai militari con cui si era alleato e che poi lo hanno, diciamo, estromesso e l'hanno mandato in carcere. Alle ultime elezioni il suo partito gli è stato perfino impedito di presentarsi con il suo simbolo. Imran Khan è l'ex capitano della nazionale del Pakistan di cricket, che ha vinto per la prima volta i mondiali, un eroe nazionale, poi una sorta di Alain Delon pakistano, aveva insomma un super glamour, e è stato poi incarcerato e gli hanno tolto la possibilità di usare il suo simbolo, che, considerando che c'è un'altissima percentuale di votanti in Pakistan analfabeti, è stato un grande problema. Però col fatto che c'è una popolazione molto giovane che andava a votare per la prima volta, giovanissimi che si informano per lo più sui social, su TikTok, hanno cominciato a fare dei comizi con l'intelligenza artificiale nonostante lui fosse in carcere. Cioè Khan faceva dei comizi ma in realtà era la voce e il volto, ma lui era in carcere. Ha praticamente vinto di fatto le elezioni, ha fatto anche il cosiddetto victory speech a un certo punto. Sì, nel senso non l'ha fatto lui, no? Cioè c'era un Khan che però faceva il discorso, quindi, come dire, c'è un utilizzo un po' anche disinvolto, a volte anche abbastanza spinto, di tutta una serie di aspetti che stanno però cercando di regolare in tutti i modi, perché ovviamente comporta tutta una serie di problematiche che è il tema dei nostri tempi. Cioè c'è una foto simbolo della guerra in Vietnam, no? Che è la ragazzina che scappa, che tra l'altro poi quella donna lì ha avuto una vita infernale dopo, tra l'altro, quella foto lì, perché il Partito Comunista Vietnamita l'ha utilizzata poi moltissimo, e tra l'altro ha fatto l'ultima operazione per togliersi delle schegge dalle bombe americane tipo 1 anno e mezzo fa, perché è ancora viva. Oggi probabilmente, se quella foto lì uscisse, ci sarebbe qualcuno sui social che dice è fake, non è vera. È questo, no? Uno dei temi dei nostri tempi, cioè che cos'è la realtà e che cosa non è la realtà, e come puoi addirittura a un certo punto dire che qualcosa di vero non è vero. E quindi, insomma, sono temi rilevanti, sono temi importanti, e laddove la tecnologia è più spinta diventano ancora più importanti, perché a un certo punto distinguere il vero dal falso o difendere la verità di una cosa vera diventa una questione fondamentale per
come dire, la democrazia, se c'è la democrazia, ma anche per la tenuta sociale se non c'è la democrazia. Certo, perché se lo puoi sperimentare direttamente, poi ti fai un'idea e dici, vabbè, quelli si sono inventati la storia di una fake che invece fake non era. In caso contrario non riesci a verificarla e poi potresti anche crederci. L'esempio nostro dell'altro giorno, domenica, qui a Vicenza sabato hanno fatto l'open day per i vaccini. C'era una bella fila di persone di tutte le età, per lo più fragili, anziani che andavano a vaccinarsi, e noi diamo la notizia sul sito del giornale di Vicenza e nel giro di pochissimi minuti piove sotto una fila di commenti di Novax, e alcuni mettevano in discussione la veridicità della foto e del fatto che fosse in atto quell'open day. Ora, questa è una cosa clamorosa ed è evidente ed è misurabile, esci dalla porta, vai al distretto succede a Gaza già. Se succede da qualche altra parte, tu sei dentro la tua bolla, crederai a quelli che dicono, che suonano la gran cassa dentro la tua bolla. Sì, perché poi funziona molto per le cosiddette echo chambers, no? Cioè noi viviamo anche in un mondo nel quale siamo all'interno di social nei quali sentiamo sempre le cose che sono più vicine a quelle che pensiamo noi, no? Sono le camere di compensazione, cioè, quindi si ridonda e aumenta sempre lo stesso messaggio finché c'è. Io prima di lasciare la parola a qualcuno che vorrà porre delle domande, vorrei chiudere su questo, sia per quello che sta accadendo in Asia, da quello che ci hai raccontato, sia per quello che è la mia esperienza di occidentale. C'è in tutto il mondo una verticalizzazione del potere, no? Noi, se è vero che, come dire, il livello di una civiltà, di avanzamento di una civiltà si misura anche e soprattutto dal diritto del dissidente, dalla possibilità di una minoranza di essere se stessa e di non essere soppiantata da una maggioranza, che poi questa è poi l'essenza della democrazia e di quella che noi chiamiamo democrazia, ma che è la civiltà in cui ci troviamo. Che futuro ci dobbiamo aspettare, stanti queste dinamiche? Ma guarda, qui ti faccio fare il profeta che non so. Sì, no, ma guarda, in realtà mi è venuta in mente una cosa da cui partire, cerco di essere breve così c'è spazio anche prima che vi massacro definitivamente. Tu di che anno sei? 78. Ecco, vedi, siamo più o meno, cioè io sono un po' più vecchio, però siamo della stessa generazione, no? Cioè noi abbiamo vissuto praticamente un po' la democrazia come se fosse la democrazia e la pace, il periodo pacifico che abbiamo vissuto, come se fosse una cosa un po' scontata, no? Cioè come se ci fosse sempre stata. E io questo me ne sono reso conto praticamente in realtà la prima volta, al di là della guerra in Jugoslavia, perché poi quando è scoppiata la guerra in Ucraina, tutta la prima guerra in Europa dopo la seconda guerra mondiale, ma c'era stata la guerra in Jugoslavia che insomma qua è ancora più vicina, insomma sembra che ce la siamo dimenticata, no? In realtà c'è stata, ma la prima volta in cui ho capito che la democrazia non era una roba scontata, che nasci per forza, diciamo, è quando sono stato in Asia, no? Cioè a confrontarmi con persone che non vivono in un posto democratico, no? E cioè, ad esempio, quando la questione dell'89, no? Io la tiravo sempre fuori e ho scoperto tante cose, no? Tipo, una volta ero da poco a Shanghai, parlavo con un gruppo di persone che erano lì con me. Io sono arrivato in Cina senza sapere niente di cinese, sono arrivato perché mi occupavo cioè scrivevo per il giornale, ma dato che non mi bastava per mantenermi, io sono laureato in scienze politiche, ma ho sempre programmato e mi occupavo di data mining, reti neurali, eccetera. E mi è capitato di andare in Cina e quando sono andato in Cina dovevo starci 2 settimane, alla fine ci sono stato quasi 10 anni, no? Come quelli che vanno a comprare le sigarette, io ho detto. E sono rimasto lì e, come dire, mi sono subito messo a studiare la lingua, perché io volevo stare con i cinesi, volevo parlare con loro, perché puoi stare tranquillamente in Cina anche nel 2006, potevi stare e non vederli mai i cinesi. C'è stato un corrispondente, non farò il nome, di un grande giornale economico, di quello non bianco, diciamo, che lui ad esempio non sapeva neanche ordinare un riso al ristorante, proprio come dire, difendeva questa sua cosa di non volersi mischiare, no? E quindi io invece ho cercato sempre proprio di mischiarmi, di capire.
E una sera dico, domani vado a Pechino, e c'era una ragazza che avrà avuto 25 anni, mi dice, a Pechino dove vai? Gli dico, vado a Tiananmen, e mi dice, ti mando una foto di Tiananmen. Gli ho detto, se non sei mai stata, perché lei mi ha detto, non ci sono mai stata, mandami delle foto, no? Dico, te la mando di Tiananmen, e lei mi dice, ma perché vai a Tiananmen? E dico, beh, insomma, la piazza più grande del mondo, e poi insomma con quello che è successo nell'89, e mi guarda e dice, cosa è successo? Cioè non lo sapeva, no? Perché, cioè per dire, i cinesi nei libri di storia nell'89 non è che leggono, ci sono state delle proteste, no, leggono inflazione, problemi economici, ma non sanno niente, quindi se non c'è qualcuno che te la racconta non la sai quella storia lì. Dello stesso tempo mi sono ritrovato in uno dei momenti più belli della mia permanenza in Cina, in un posto che si chiama Pechino, che si chiama 798, che è un vecchio complesso, una vecchia fabbrica trasformata in un centro d'arte. E un giorno ero lì e a un certo punto c'era una mostra e comincio a sentire dei rumori in un'altra stanza, vado e praticamente sale su un tavolo Cui Jian, che è un po' il padre del rock and roll in Cina, che è una scena che io ho sempre un po' seguito perché io sono un metallaro e quindi mi sono andata a sentire anche tutta una serie di robe in Mongolia interna, sono andata a vari festival metal, e Cui Jian è un po' il Vasco Rossi cinese, tanto per dire, e la canzone più famosa è una canzone che si intitola in inglese Not in My Name, che è la canzone simbolo dell'89, no? Lui praticamente era a questa mostra, gli è andato una chitarra in mano, è salito su un tavolo e si è messo a fare quella canzone, e tutte le persone che erano lì la cantavano tutte a memoria, col pugno alzato e con le lacrime agli occhi, no? Praticamente. Quindi, cioè, come dire, due cose, no? Una che non sa neanche cos'è, e poi delle persone che sapevano molto bene che cosa è successo, e che, anche se è un tema che è ancora un tabù e non se ne parla, praticamente si esponevano in quel momento lì. E quindi, no, come dire, su questa roba qua dell'89 ho misurato un po', no? Anche quanto c'erano molti cinesi che mi dicevano, ma chi se ne frega, quella è una roba che interessa solo a voi occidentali, noi guardiamo al futuro, no? Cioè non ci interessa cosa è successo lì, no? Quindi, come dire, questa sorta di misurazione non so come dire, di un grado anche di attitudine alla democrazia che andavo a misurare all'interno di contesti nei quali tutta una serie di robe non erano scontate così come da noi, mi ha fatto apprezzare ancora di più, per certi versi, quella che potrebbe essere in realtà che è la bellezza della democrazia, ma quando la vivi però giorno per giorno, non se la vivi solo nel momento elettorale, perché si vota anche in Russia, si vota anche in Cina, si vota anche in Myanmar, si vota anche in Thailandia, si vota anche in Vietnam, ok? Quindi, cioè, se la democrazia diventa solo al momento elettorale c'è qualcosa che non va, no? E quindi, come dire, la verticalizzazione del potere, quando io poi sono tornato, cioè mentre all'inizio mi sorprendeva che lì non ci fossero tutta una serie di cose, poi secondo me ci siamo un po', io dicevo, ci siamo un po' cinesizzati, dicevo, quando sono tornato, no? Ma insomma, questo concetto di vedere il Parlamento come una rottura di palle praticamente, no? Cioè questa cosa di governare per decreti legge, questa roba di non avere orpelli che impediscano. Già Berlusconi, no, diceva che menata, c'è il Parlamento, io cioè fatemi lavorare, no, eccetera. Ma erano i primi sintomi in realtà di una verticalizzazione, hai usato secondo me il termine preciso, del potere, che in questo momento non ci distanzia troppo da tutta una serie di situazioni che dal nostro punto di vista ci sembrano orrende, e non sto parlando della Cina, ma sto parlando di democrazia. Cioè oggi da noi parliamo tranquillamente di democrazie illiberali, no? Cioè c'è pieno di democrazie illiberali. Cioè quando Biden ha fatto il forum della democrazia, c'erano la Turchia, il Brasile di Bolsonaro, l'India di Modi. Ma di che democrazia? Cioè che cos'è allora la democrazia oggi? Quindi un'altra cosa secondo me sulla quale un mondo emergente come quello asiatico, come dire, ci mette anche un po' in allarme sullo stato della nostra democrazia, perché guarda che io sono convinto che ci sono moltissimi politici che ho l'impressione che nel momento in cui criticano dei sistemi che non sono democratici lo fanno con una certa invidia in realtà, no? Cioè come dire, certo potessimo anche noi, perché quando si dice della Cina, la Cina lungimirante, certo, ma il Partito Comunista può programmare da qua a 20 anni perché tanto sa che ci sono loro, non ha la cosa che ogni 4 anni deve, come dire, no? Quindi può essere lungimirante, ha tutta una serie di possibilità. E a volte mi sembra un po' che anche dalle nostre parti, insomma, alla politica piacerebbe non avere tutta una serie di problemi, come ad esempio doversi confrontare con l'elettorato o doversi confrontare con chi non la pensa come te.
e nella misurazione, diciamo, dello stato di natura delle minoranze si misura probabilmente, come dire, lo stato della democrazia. Io sono genovese e voglio dire, cioè, sono cresciuto proprio, cioè, nel DNA De André, e questa roba qua ce l'ho sempre avuta, no? Di come vengono trattate le minoranze come proprio misura di fatto dello stato di una democrazia. E secondo me è una situazione abbastanza preoccupante, non è ancora a certi livelli che ho visto in altre parti del mondo, che non sono tra l'altro poi solo in Asia, perché appunto parliamo di Russia di recente, ma cioè, anche Israele oggi che democrazia è, se lo chiede a un israeliano, dove ad esempio ti cominciano a censurare i film che mettono in mala parata, diciamo, l'esercito israeliano, o nei quali in realtà i diritti per gli arabi israeliani non sono gli stessi. Cioè, insomma, dobbiamo cominciare a interrogarci, perché altrimenti poi, in nome di una stessa praticità che a volte critichiamo, no, agli asiatici, tutto sommato cerchiamo di prendere anche qua delle scorciatoie da un punto di vista democratico. Grazie Simone, grazie. Grazie a voi, grazie Marco, grazie a Guanci. Se c'è spazio per un paio di domande, vedo un microfono in fondo alla sala che può girare, fatevi se non avete fame. Avanti, se non avete... Se avete già mangiato, perché... Volevo fare una domanda. Ma abbiamo sempre parlato della Cina sotto, ma tutte quelle regioni a nord, diciamo la Russia asiatica, non si sente poco parlare, ma, cioè, ci sono gente che vive, che fa, che si muove, non so, è una domanda che mi è un po' venuta nella testa, sì, sempre parlato del basso, ma qui, nelle zone a nord della Russia ci sono anche, so che... Ma della Cina dice? No, della Russia, non so se il tema è giusto, o se sa qualcuno. Gli stan... No, ma anche sopra. Il Kachanka, Sì, non sono un esperto di quell'area lì, diciamo, del mondo, però sono stato vicino in Cina, ma vicino alla Russia, tipo Harbin, quelle regioni lì più orientali, e lì capisci, ad esempio, si rompe uno dei pregiudizi, no? Ad esempio i cinesi sono tutti uguali. Vai lì, c'hai questi stangoni 2 metri, con gli occhi azzurri, mezzi uzbeki, kazaki, siberiani, eccetera. Poi, ad esempio, dalla parte opposta, invece, a occidente, c'è una regione che si chiama Xinjiang, che è una regione a maggioranza musulmana, e ad esempio il posto dove io all'inizio in Cina sono andato, perché è un posto dove c'è questa minoranza che si chiama Uigura, che è una minoranza turcofona musulmana, e sono andato in questo posto che è Urumqi, dove pensavo di soffrire le pene dell'inferno, perché è il posto al mondo più lontano dal mare, e io comunque sono genovese, insomma, poi io sono di Bolzaneto, non è che il mare proprio ce l'avevo sotto casa, ecco, però ho questa cosa qua, e invece è stato benissimo, perché mentre a Pechino, io avevo i capelli ricci molto alti, a Pechino proprio mi ridevano in faccia, no? Perché non erano abituati a vedere ancora tanti stranieri, in realtà ne vedevano tanti, ma comunque... Invece lì erano tutti uguali a me, quindi barbe, cose, e anche lì completamente diverse, ad esempio, perché noi quelli che chiamiamo cinesi comunque sono gli Han, che è l'etnia maggioritaria, ma in Cina ci sono più di 50 etnie, tanto per sempre rompere un altro pregiudizio che i cinesi sono tutti uguali. In realtà sono tutti diversi. Se vai in Tibet sono diversi, se vai in Sichuan sono diversi, se vai vicino alle zone più, diciamo, russe sono ancora diversi. Ecco, però sulla zona siberiana, russa, eccetera, non sono un esperto, quindi non saprei cosa dirle. Altre curiosità? Io ho una domanda, provo a parlare. Prima parlavi di come si sia invertito l'ordine della tecnologia, prendendo ad esempio TikTok, ma anche un caposaldo dell'industria europea come l'auto, ce l'hanno soffiato e il futuro non promette niente di buono. Non so se hai qualche novità a riguardo. Allora, se parlo di auto, però state qua fino a mezzanotte. No, cerco di essere breve. Allora, se io ti chiedo chi è il pioniere dell'auto elettrica, chi mi dici? Musk. Invece si chiama Van Gunn, il pioniere dell'auto elettrica. È uno che negli anni 90, praticamente, prima di Musk, molto prima degli anni 90, lui si laurea in matematica, perché lui voleva far fisica, ma poi lo prendono all'università di matematica, non arriva da una famiglia molto ricca, gli dicono vai a prenderti sta borsa di studio e rompere le scatole.
lui si laurea e va a lavorare all'Audi in Germania, viene preso dall'Audi in realtà, va a lavorare all'Audi. A un certo punto negli anni 90 c'è una delegazione cinese che arriva, dove c'è anche la prima ministra della scienza e della tecnologia in Cina. Prima non c'era quel ministero, quando nasce il Ministero della scienza e della tecnologia in Cina la prima ministra è una donna per la prima volta. E la storia in realtà della scienza in Cina è piena di donne, un po' perché c'è stato, diciamo, la fase maoista che ha permesso a tante donne di accedere in realtà a studi che precedentemente nella fase imperiale, diciamo, non gli era consentito. Comunque, e lui dice alla ministra, dice: guarda che noi non dobbiamo inseguire il Giappone, l'Europa sulle auto a combustione, non ci arriveremo mai a quel livello lì. Investiamo sull'elettrico perché creiamo un nuovo mercato dove possiamo essere leader. Non ci perdiamo dietro una concorrenza, abbiamo però già tutto l'impianto perché le costruiamo noi alla fine, perché c'erano già molte fabbricazioni di quelle auto, le convertiamo e soprattutto questo ci permette anche di limitare l'impatto ambientale, no? Delle auto a combustione. Dopo qualche anno Wang Gan diventa il ministro della scienza e della tecnologia e a metà degli anni 90 partono gli investimenti cinesi nel settore elettrico, che non significa solo costruire macchine elettriche, significa ad esempio cominciare a fare accordi per il litio in giro per il mondo, comprandolo prima di tutti gli altri. Significa ad esempio proibire nelle grandi città cinesi fino dall'inizio degli anni 2000. Io ad esempio non potevo comprare una moto normale, eri obbligato a comprare i motorini elettrici a Pechino, e se volevi immatricolare un'auto a combustione non ti davano la targa, ti facevano aspettare talmente tanto che ti compravi una macchina elettrica e andavi subito. Hanno creato miliardi di punti di ricarica e hanno creato un mercato. Poi alle aziende cinesi hanno detto: adesso andate fuori, cioè andate a venderle fuori. E non so se ascolti Altri Orienti ogni tanto, se ti capita. Hai presente la puntata dove faccio sentire Musk, che 10 anni fa gli fanno sentire, gli dicono: però questi cinesi della BYD, e lui dice: hai visto che cazzo di macchine che fanno? Ma figurati se è un problema per me. L'anno scorso hanno venduto più macchine di lui, cioè no? Ci sono arrivati. E quindi, come dire, un po' come al solito hanno preso il know-how nostro, no? Occidentale, e poi lo hanno in qualche modo però buttato su un settore nel quale sono stati i primi comunque a investire. Quindi loro arrivano oggi che sono i principali produttori e il principale mercato al mondo, praticamente. Quindi è dura poi a quel punto lì, come dire, reggere la concorrenza. In più ci sono delle cose che a volte sono un po' da sfatare, no? Si dice: vabbè, la Cina è più forte sull'auto elettrica perché ci sono i sussidi statali. Ma i sussidi statali non vanno solo alle aziende cinesi, i sussidi statali li becca pure Tesla, i sussidi statali li becca pure la Volkswagen, che ha le fabbriche e produce la Volkswagen auto ibride ed elettriche con la principale azienda di Stato, quindi proprio quella del partito cinese. E infatti i tedeschi erano contro le sanzioni alle auto cinesi, perché capisci che tu produci le auto in Cina, poi le rivendi sul mercato europeo e tu ti sei autosanzionato praticamente. E quindi, come dire, lì è il problema dei problemi, no? Perché tu hai utilizzato la globalizzazione finché ti veniva utile, ma a un certo punto i cinesi non hanno più fatto quello che tu non volevi produrre più, hanno cominciato a produrre anche innovazione. E quindi poi a quel punto lì ti confronti con un posto che è 33 volte l'Italia, che ha 1 miliardo e 400 milioni di persone, che detiene praticamente gran parte del debito pubblico statunitense e che è guidato da un partito comunista che ha deciso, diciamo, di accettare le regole del capitalismo e del mercato globale, che sembra anche comunque, insomma, muoversi abbastanza bene. 2 o 3 anni fa Xi Jinping a Davos si è, come dire, elevato al massimo difensore al mondo del mercato globale, del liberismo di fatto, no? Quindi oggi tu hai un mondo che è diviso in due, con uno Stato guidato dal Partito Comunista che è neoliberale di fatto in economia, e la patria, diciamo, del capitalismo, cioè gli Stati Uniti, che sono diventati protezionisti e isolazionisti. È chiaro che a un certo punto arrivi, diciamo, a un punto di non ritorno. Il problema vero è che in tutto questo l'Europa, se vedi, non l'ho mai citata, perché di fatto siamo completamente ininfluenti, siamo completamente fuori, diciamo, dai giochi, siamo il classico vaso di coccio tra 2 vasi di ferro. Questo è un problema, cioè, nel senso che dal mio punto di vista è un problema. Qualche anno fa, quando era presidente della Francia François Hollande,
era andato in Cina, aveva incontrato il presidente. Mi sa che era Hu Jintao. Forse sì, e gli aveva detto, la battuta che gli ha fatto subito è stata, non ricordo quanti abitanti avete voi in Francia, e quindi lui è rimasto senza parole perché evidentemente... Ma non solo, sai, oggi la Cina è un po' è connessa a tutto, no? Cioè, posso rispondere? Cioè, ce la fai? Ok, cioè ti posso fare una testa così. Allora, è connessa a tutto da un punto di vista economico, no? E quindi questo cosa significa? Che i cinesi, a me una delle cose che mi incuriosisce sempre di più è vedere come i cinesi reagiscono alle sanzioni occidentali, no? Che cosa fanno sempre? Allora, quando Trump mette i dazi sui prodotti tecnologici cinesi, in Cina Xi Jinping si fa fare una foto, non dice niente, si fa fare una foto mentre visita un'azienda che lavora le terre rare, no? E non dice una parola, però il messaggio qual è? Fate un po' voi, no? Nel senso, voi ci sanzionate i prodotti tecnologici, poi noi da domani non vediamo più le terre rare, che tra l'altro le terre rare, che non, si chiamano così ma non sono rare, noi abbiamo, come dire, dato alla Cina la lavorazione e a tanti altri paesi del sud nel mondo la lavorazione, perché la lavorazione delle terre rare è un processo altamente inquinante, no? Quindi abbiamo detto, cioè inquinatevi voi e poi mandateci la roba buona, e adesso ovviamente anche lì sono loro che gestiscono tutto il processo. Quando la segretaria al tesoro americana è andata in Cile, poco prima di andare a Pechino, qualche mese fa, gli ha detto vorremmo il vostro litio, i cileni hanno detto mettiti in coda, cioè nel senso che sono tutte dei cinesi le miniere, no? Perché, come ti ho detto, quando parliamo della Cina, la Cina e l'Africa, sembra sempre che la Cina ieri abbia iniziato a fare le cose e all'improvviso è diventata... Sono 30 anni che il ministro degli esteri cinese, chiunque esso sia, fa la prima visita di Stato fuori dalla Cina, fa in Africa. Vorrà dire, in 30 anni cose ne fai, no? Cioè nel senso, poi magari tra 20 anni siamo qua a parlare di Cina che colonizza o colonizzatrice tanto quanto abbiamo fatto noi. Per ora viene vista in un altro modo, da gran parte dei paesi, non da tutti. Altra cosa, essendo connessa con tutti i gangli praticamente economici del mondo, gli mettono le sanzioni adesso sull'auto elettrica. Xi Jinping va in Francia, incontra Macron e gli dice guarda che noi ti blocchiamo il cognac, decine di migliaia di posti di lavoro in Francia se gli mettono le super tasse o gli bloccano quello, o se no dicono facciamo una bella indagine sull'importazione dei latticini e dei formaggi che tanto noi in Cina non li mangiamo, non ci costa niente in realtà bloccarli, e vedi che già tutta una serie di paesi europei comincia a dire Adesso hanno avviato un'indagine sull'importazione di carne di maiale europea in Cina. Se bloccano quella, per Spagna, Danimarca e Paesi Bassi è una mazzata economica, parliamo di centinaia di migliaia di posti di lavoro e di tanti soldi, perché sono quelli che esportano in Cina più carne. E c'è anche un'altra cosa, se andiamo a vedere, perché noi mettiamo le sanzioni e rischiamo sempre un po' di spararci sui piedi, no? Perché comunque le sanzioni sono l'estrema ratio, ti danno dei vantaggi ma te ne danno anche degli svantaggi, no? Cioè blocchi i cinesi sulle auto, magari fai crescere qualche tua azienda locale, però noi nel momento in cui vogliamo comprare un'auto elettrica dobbiamo pagare di più. Quindi è percepita, no, come una mossa che in realtà ti frega, no? Insomma, se vogliamo metterla brutale. Invece i cinesi cosa dicono? Cosa osservano? Osservano che i cambiamenti alimentari della propria popolazione stanno cambiando, che diminuisce il consumo di carne perché cresce un consumo consapevole di alimenti, proprio per la questione del riscaldamento climatico. Torniamo alla questione iniziale, no? E quindi dicono, cioè possiamo farne a meno anche di un po' di quell'importazione lì. Poi questo si ripercuote anche da un punto di vista geopolitico, perché scoppia la guerra in Ucraina perché la Russia invade l'Ucraina e tutti dicono vabbè, Cina e Russia sono amici, no? Perché Xi Jinping e Putin hanno parlato di amicizia illimitata, poi hanno cominciato a trasformarla in partnership strategica i cinesi, perché hanno cominciato a prendere via le distanze, ma l'Ucraina era forse uno dei paesi più importanti per la Cina di accesso all'Europa della nuova via della seta. La prima portaerei cinesi, la Liaoning, l'hanno comprata dagli ucraini, c'erano scambi militari molto importanti. 2 settimane prima dell'invasione russa hanno presentato in ambasciata cinese a Kiev il libro di Xi Jinping. Cioè, quindi la Cina si è trovata subito in difficoltà, no? Perché da un lato c'hai un alleato storico come quello della Russia, dall'altro però c'hai un partner che era importante dal tuo punto di vista. E soprattutto la Cina è per la stabilità, quindi la guerra è il massimo, diciamo, cioè ti fa saltare i collegamenti, no? La logistica, eccetera.
Israele Hamas, Israele Gaza. La Cina ha una posizione storicamente filo-palestinese, fin dalla nascita della Repubblica Popolare, ma è il secondo partner commerciale di Israele, soprattutto nell'ambito tecnologico, perché quando la Cina ha dovuto reprimere le istanze autonomiste e indipendentiste degli uiguri, dei musulmani, ha chiamato i consulenti israeliani, cioè se devi bloccare, diciamo, i musulmani, chiami i migliori sulla piazza, no? E ovviamente è avvenuta una consulenza con scambio tecnologico, tant'è che a un certo punto, se ti ricordi, Pompeo durante la presidenza Trump va da Netanyahu e gli dice: avete rotto questa storia con i cinesi, cioè i segreti militari ce li dovete dare solo a noi, no? E quindi si ritrova che da un lato condanna la risposta, diciamo, la punizione collettiva nei confronti dei palestinesi da parte di Israele, ma dall'altro non può mollarlo completamente, perché comunque da un punto di vista commerciale è troppo importante. Cioè la Cina è ormai un po' dappertutto, e anche in realtà le interconnessioni, nonostante ci sia lo scontro tecnologico fortissimo con gli Stati Uniti continuano ad andare avanti, continuano a fare cose insieme. E questa è la problematica di quel discorso di cui si è parlato un po' tempo fa, 2 anni fa, del cosiddetto decoupling, no? Della separazione, del disaccoppiamento delle due economie. È impossibile. Allora qual è stata la risposta occidentale? È stata quella del reshoring, cioè di supply chain più brevi, no? E il problema è che l'anno scorso per la prima volta gli Stati Uniti hanno importato più dal Messico che dalla Cina, ma chi è andato a produrre in Messico? I cinesi. Cioè, nel senso che questo però è il capitalismo, capito? E quello che la Cina dice a noi è: le regole le avete fatte voi, cioè non è che le abbiamo fatte noi. E anzi, quando noi vi abbiamo chiesto di metterci a un tavolo e di considerarci non più dei junior partner, ma dei partner alla stessa altezza, voi ci avete buttato fuori. E quindi noi ci siamo fatti la nuova via della seta, abbiamo il fondo della nuova via della seta, abbiamo la banca della nuova via della seta, ma guarda i BRICS sono fondamentali per 2 motivi. Uno, per le istituzioni finanziarie che hanno, che sono esattamente i contraltari di Fondo Monetario per la Banca Mondiale. E 2, così come la nuova via della seta, l'obiettivo della Cina è uno solo: la de-dollarizzazione del mondo. Non ce la faranno magari a breve, magari non ce la faranno mai, ma se i BRICS, che pesano per il 36% del PIL globale, per oltre il 45% della popolazione globale, creano un paniere, magari un po' cripto e di yuan, diciamo, in contraltare al dollaro, tu hai un mondo in cui la maggior parte degli scambi transfrontalieri commerciali non sono più in dollaro. Cioè, questo, cioè Bretton Woods, cioè la fissazione del dollaro come principale moneta del mondo è stata, come dire, il marchio con il quale gli Stati Uniti hanno creato quello che noi chiamiamo ordine mondiale, che in realtà è giusto definire ordine neoliberale a guida statunitense. A quel punto lì hai effettivamente un contraltare, che ti piaccia o no, nel senso che lì c'è di tutto, perché c'hai gli iraniani, c'hai i russi, c'hai la Cina, c'hai l'India, però c'è anche il Brasile, c'hai l'Indonesia, cominciano ad esserci anche tanti paesi che non sono per forza delle autocrazie. E quindi non puoi neanche più dire che sono solo i cattivi, capito? È la maggioranza comunque della popolazione mondiale. Se ci entra la Nigeria, l'Africa vive un po' gli stessi stereotipi, no, dell'Asia. Uno pensa ancora all'arretratezza africana. La Nigeria oggi è uno degli hub tecnologici più importanti al mondo, infatti non è un caso che entra nei BRICS, o a fare richieste entra nei BRICS, ma se comincia a entrarci anche la Turchia, che tra l'altro è membro della NATO, è il secondo esercito della NATO ed è un paese gigantesco, cioè gli equilibri mondiali cambiano, e quindi le auto elettriche sono, come dire, un sintomo di un processo molto più ampio e che nasce in Asia comunque, non per dire compratevi il libro, però cioè, nel senso che effettivamente è da lì che nasce questa spinta, perché alla fine è la Cina che è il motore principale di queste organizzazioni. Grazie Simone, perché ci hai spiegato che probabilmente moriremo democristiani, ma anche un pochino cinesi. No, che non muoiono mai, no? Come si dice. Quindi. Grazie ancora. Grazie a voi, buonanotte. Grazie Marco, ancora davvero, grazie. Grazie a te. E grazie a voi per la presenza, per la pazienza. Buonanotte.